Telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle 10. Gli ospiti che si alterneranno con noi saranno Paolo Menis del Movimento 5 Stelle dalle 8 alle 9 e poi dalle 9 alle 10 il consigliere regionale e capogruppo del Patto per l'Autonomia Massimo Moretuzzo. Come sempre leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera, rivedremo alcuni dei servizi, vi chiedo scusa, andati in onda nel telegiornale di ieri, ma già che ci siamo io direi che possiamo tranquillamente partire con la pagina meteo. Vediamo che per quanto riguarda la situazione generale, l'anticiclone in fase di consolidamento sulle isole britanniche favorirà fino a domani l'afflusso di correnti settentrionali secche e stabili sul Friuli Venezia Giulia. Domenica nei bassi strati affluiranno correnti sud-occidentali più umide. Pertanto, per oggi si prevede cielo sereno con gelate notturne su gran parte della regione. Sulla costa soffierà bora moderata in calo dal pomeriggio. Lo zero termico sarà intorno ai 1200 metri di quota con inversioni a fondovalle nelle ore notturne. Per domani il cielo in prevalenza sereno, farà ancora freddo al mattino con estese gelate. Per quanto riguarda invece domenica, sul Pordenonese cielo variabile con tempo migliore al mattino, sulle altre zone di pianura e costa cielo da nuvoloso a coperto con possibili pioviggini o deboli piogge sulla fascia orientale. Sulla zona montana bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per velature, anche se dal pomeriggio la nuvolosità potrebbe interessare le valli prealpine prospicenti la pianura. Zero termico oltre i 2000 metri di notte al mattino con inversione termica nei bassi strati, in calo poi in giornata fino a 1000 metri. Allora, vediamo le prime pagine del Piccolo e del Corriere della Sera. Dunque, il Piccolo, corsa contro il tempo per salvare i cavalli intrappolati sul Danubio. E poi sotto il titolo la morte negli Stati Uniti a 78 anni della suocera, della madre di Melania Trump. L'assessore Bini è incompatibile, a fondo bis delle opposizioni. Contagiati e incapaci di imparare è la nota di Fulvio Ervas sull'attuale situazione che riguarda i contagi sia per quanto riguarda l'influenza che per quanto riguarda ancora il coronavirus. Allora, il vaccino non funziona, leggiamolo assieme, lo ingrandiamo così. Allora, il vaccino non funziona e l'influenza è la solita tassa stagionale. Ecco come stiamo affrontando quest'inverno di virus e gli ospedali stanno soffrendo. Naturalmente una parte del paese ha conoscenza e cultura per comprendere cosa sta accadendo, ma allo stesso tempo pare cresciuta la frazione di cittadini disattenti, infastiditi, arresi, fatalisti. Prevale la risposta di un popolo che si sottrae alla realtà, oppure questi comportamenti collettivi raccontano qualcosa di più profondo? Sicuramente i giovani sono invisibili e che siamo più vecchi di qualche anno. Allora, polizia locale è in arrivo la bodycam, droni e nuove camera car. C'è la scomparsa dell'esperto di numismatica Giulio Bernardi e poi anche un accenno alla proposta, insomma, di rifacimento, di riqualificazione di Piazza della Libertà nella parte, diciamo, a questo punto diventa più Largo Santos, cioè nella zona resa libera, diciamo così, dall'abbattimento, dopo l'abbattimento della Sala Tripkovic. Andando invece al Corriere della Sera, c'è la scomparsa di un giovane attore che era nel cast del film La paranza dei bambini. Regionali nessun accordo e la politica sono il titolo principale del Corriere. Incontro a vuoto tra i leader del centrodestra, premierato cambia la riforma, Gentiloni non si candida alle europee e c'è anche un richiamo di Bruxelles sull'abolizione dell'abuso di ufficio. Il PD e le scelte sulle liste, Schlein è pronta a correre, invece
c'è purtroppo la notizia di un altro femminicidio. La uccide, poi si impicca, avevano 3 bambini. Il copione purtroppo è sempre lo stesso, ha ucciso la compagna e si è tolto la vita, l'ha abbracciata, quindi l'ha colpita più volte con un coltello, mentre i 3 figli, uno di 5 anni e 2 di 9, erano a scuola. Poi si è impiccato alla trave di un casolare. Il delitto a Val Floriana in Trentino. Igor, 45 anni, e Dester, 37, si erano lasciati e lui viveva già in un'altra casa. Haia, Corte internazionale dell'Haia, si è aperto il processo per genocidio contro Israele. Netanyahu, il premier, il mondo è capovolto. Poi ancora America, finiti i fondi, stop agli aiuti per Kiev, e quindi la foto centrale, la rivelazione, shock di Ericsson, che allenò tra l'altro la Lazio e la Roma. Ericsson ha un tumore che non è operabile e gli resta, dice lui, 1 anno di vita. Andiamo vediamo cos'è i Poverelli di Gubbio, che è il caffè di Massimo Gramellini. È sempre un piacere leggerlo assieme, lo facciamo anche oggi. Con tutte le fabbriche dismesse che ci sono in giro, bisognava proprio essere dei geni del masochismo per organizzare il seminario dei parlamentari del PD in una spa a 5 stelle. Avessero almeno avuto il coraggio di andare fino in fondo, cioè a St. Moritz o a Cortina, invece hanno affittato il Parco Hotel Cappuccini di Gubbio per suggerire l'idea di una scelta francescana. Pubblicità ingannevole. Almeno gli accappatoi della sauna saranno a forma di saio. L'albergo di lusso, che il 18 gennaio accoglierà Elly Schlein e altre anime pensanti del partito, negli anni di Berlusconi ospitava la scuola politica di Forza Italia. Ma mentre la destra, che si riunisce in un posto per ricchi e coerente con il suo profilo, la sinistra, che trasmigra nel tempio delle cure detox di Messeguet, presta il fianco a facili battute e offre di sé un'immagine completamente slegata dai gusti e dalle possibilità delle classi popolari che in teoria pretende ancora di rappresentare. I tavoli di marmo riscaldato e le docce emozionali offerte dalla super spa di Gubbio non sembrano il luogo più credibile per discutere di accoglienza e salario minimo. Scegliendo un centro benessere, i democratici si illudevano forse di trasmettere un segnale di equilibrio e di cura. Passeranno invece per i soliti privilegiati, incomprensibili e lontani, con quella pretesa un po' grottesca di predicare l'inclusività dal più esclusivo dei pulpiti. Bisogna dire, non fa una grinza. C'è già una mail che ci rende noto un ritardo nel treno regionale 3434 da Trieste a Venezia Santa Lucia. È partito con 22 minuti di ritardo, motivazione sconosciuta perché il personale di bordo non ha fatto alcun genere di annuncio che spiegasse le ragioni del ritardo e desse una previsione sulle reali tempistiche per partire. Lungo questa linea i disagi, le inefficienze e le mancanze di rispetto verso i passeggeri sono quasi all'ordine del giorno. Allora, vediamo ancora, siamo sul piccolo, mi sono dimenticato e chiedo scusa, lo faccio adesso. Il titolo centrale della prima pagina odierna del Piccolo riguarda la Wärtsilä, schiaffo agli operai, la delusione dei dipendenti, ci è crollato il mondo addosso, oggi assemblea pubblica per definire la risposta, le voci dei lavoratori, il Piccolo le ha raccolte dopo lo strappo e la decisione di avviare i licenziamenti. Allora vediamo proprio il servizio che noi abbiamo dedicato al caso Wärtsilä appunto ieri. Noi ci attendiamo, rispetto al comportamento assunto da Wärtsilä, che nelle prossime ore, se non oggi, domani, arrivi l'avvio della cosiddetta fase di consultazione propedeutica alla procedura di licenziamento dei lavoratori.
Come previsto dai sindacati presenti al tavolo romano, Wärtsilä dunque ha avviato la dismissione dello stabilimento di Bagnoli, lasciando a casa i dipendenti per il momento fino al 31 gennaio. Ieri sera, poco dopo le 20:30, l'azienda ha diramato una nota annunciando l'avvio dell'iter informativo previsto proprio dalla procedura di stop alla produzione, regolata dalla legge 234 del 21. Dopo che ieri mattina i lavoratori erano entrati regolarmente in fabbrica, nel corso della giornata i vertici aziendali, attraverso mail e avvisi nelle bacheche di fabbrica, li hanno invitati a rimanere a casa fino a fine mese. In queste ore sono in corso riunioni con i rappresentanti sindacali, anche in vista dell'assemblea prevista per domani pomeriggio. Da ricordare che durante l'intero periodo dell'informativa e della procedura, in tutto 8 mesi, Wärtsilä Italia è tenuta a pagare integralmente gli stipendi ai dipendenti coinvolti nel processo di dismissione. Nella nota diramata ieri, la società assicura di voler continuare a sostenere attivamente il processo di reindustrializzazione e a cercare altre alternative ai licenziamenti come parte del piano di mitigazione previsto dalla legge, ma di fatto ribadisce il secco no giunto dai vertici finlandesi al tavolo ministeriale alla proroga degli ammortizzatori sociali che supportavano il reddito di circa 300 lavoratori dall'agosto dell'anno scorso, ovvero dal completamento dell'ultimo motore realizzato dentro lo stabilimento di Bagnoli fino allo scorso 31 dicembre. Lavoratori per i quali ora si apre lo scenario peggiore, quello del licenziamento. Allora, vediamo se siamo già collegati con la sala operativa della polizia locale, altrimenti credo che la telefonata sia, eccola, è pronta. C'è con noi l'ispettore Schillani. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi e a tutti i telespettatori. Cosa ci racconta intanto della notte a questo punto, più che della mattina, essendo appena iniziata in pratica? No, della notte posso raccontare poco, non è successo quasi niente, da parte perfetto. nostra solo interventi di routine, controllo del territorio. Le nostre pattuglie hanno effettuato il controllo del territorio, ma non hanno nulla da segnalare. Perfetto. Non è successo nessun intervento degno di nota, quindi... E questo è buono. Sì, esatto, sì. Per la mattinata non sono previste manifestazioni neanche per il pomeriggio, cantieri nuovi che va a interessare non ci sono, è in atto quello di via Carnaro, già a conoscenza, c'è un estendimento di carreggiata per lavori a Cegas, visto la carreggiata secondaria non crea particolari disagi, e l'ordine ricordo ancora, come ricordiamo sempre, la chiusura notturna della galleria di Cattinara sulla strada ex 202 sotto proprio l'ospedale di Cattinara, con deviazioni in atto. Questa è una chiusura notturna, quindi anche qui non va a incidere particolarmente sulla viabilità. Per il centro città invece non ho previsto nuovi cantieri o nuove ordinanze di quello che vedo. Non prevediamo neanche un traffico particolarmente intenso per quanto riguarda la giornata odierna. Guardi, le faccio solo una domanda, ispettore, che mi è suggerita un po' anche dalle immagini che abbiamo visto fino ad adesso. Come si chiama? Il semaforo Crispi Rossetti procede, insomma. Sì, esatto, sì. Ci sono i tecnici che stanno lavorando e sono già stati istituiti, cioè messe le palline semaforiche, i pali sono già presenti, dovrebbe essere collegato, non so darle purtroppo l'inizio del funzionamento del semaforo. Comunque dovrebbe, credo, essere a breve, insomma i lavori sono abbastanza in fase di ultimazione. Ok, perfetto. Era giusto una curiosità. Credevo fosse molto più rapida la procedura, ma era una mia idea, insomma. Ispettore, io la ringrazio per essere... Dipende dai tecnici della Cega. Sì, no, ma capisco poi che insomma, per noi possono sembrare semplici certe cose e le diamo per scontate. La ringrazio, ispettore, come sempre, se dovesse esserci la necessità per voi di comunicare qualche cosa, noi siamo a disposizione. Speriamo di non sentirci fino alle 13:20, perché è logico che se aveste qualche cosa da comunicare probabilmente non sarebbe piacevole. Grazie ancora e buona giornata. Grazie anche a lei, buona giornata a tutti i telespettatori. Allora, torniamo sulla Wärtsilä, perché appunto il piccolo dedica la seconda pagina
le pagine la seconda e la terza, per dire la verità, alla questione, la delusione dei 300 dipendenti avviati al licenziamento, presi in giro per 1 anno e mezzo, oggi assemblea in fabbrica. Ci sono anche le storie di queste persone. Cristiano Visentin dice: rimane salda la fiducia nei confronti delle istituzioni. Visentin è un addetto al montaggio. In 1 anno di presidio, visto presenti tanti politici di tutti i partiti, non ci lascino soli adesso. Alessandro Rizzi dice: i tempi sono lunghissimi, ma ormai abbiamo una certa età, in Varsila lavoriamo da tutta la vita, dove lo troveremo un altro lavoro? La mia compagna non lavora, mio figlio è alle superiori, è bravissimo, studioso, come lo mando all'università? Cioè, questo è anche il problema, lo ripetiamo tutte le volte che possiamo. C'è gente che grazie al proprio lavoro ha potuto anche investire sul futuro dei propri figli, e queste sono le considerazioni più, come posso dire, più drammatiche che si leggono. Dice invece Daniel Malaran: mi hanno assunto in Varsila il 3 settembre 2007, avevo appena fatto la maturità, lui è un addetto gruista. La mia fidanzata mi ha detto di essere incinta a inizio luglio 2022, la settimana dopo è arrivata la brutta notizia, fino a oggi ci ho sperato, questa volta non riesco a capire, per mandarci a casa l'azienda spenderà di più che se avesse firmato l'accordo di solidarietà. Poi c'è una serie di commenti dedicata alla politica. Non basta dire quanto l'azienda è cattiva per lavarsi la coscienza, piuttosto serve mettere in piedi da subito la produzione dei grandi motori del futuro, salvaguardando l'occupazione e garantendo una produzione industriale strategica e funzionale alla conversione ecologica. Questo dice Giulia Massolino di Adesso Trieste. Monsignor Ettore Mannati è il cappellano della Varsila. C'è un clima di incertezza totale e c'è grande preoccupazione anche perché manca una sensibilità da parte dell'azienda. Governo e regione hanno fatto il possibile, i finlandesi non vogliono dare un'opportunità non solo alla sede di Trieste, ma a tutta la filiera cittadina del settore. Il Presidente della Regione e i parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia incontreranno oggi pomeriggio alle 17:30 i rappresentanti dei lavoratori della Varsila. Assieme a Fedriga anche gli altri 2 esponenti dell'esecutivo in prima linea sull'avvertenza, l'assessore al lavoro Rosolen e l'assessore alle attività produttive Bini. Allora, la legge prevede paga piena fino ad ottobre e maxi indennità finale, c'è un forte rischio stangata per il gruppo. Abbiamo 2 mail, vediamo subito la prima. I sindacati, se vogliono salvare la Varsila e i lavoratori, devono rivendicare l'estensione dei punti franchi come previsto dall'allegato 7° del trattato di pace. Trieste detassata e defiscalizzata, scrive Giorgio Marchesic, che ormai è un contributor quotidiano. Invece, se lo Stato può nazionalizzare l'Ilva, perché non può fare lo stesso con la Varsila, magari sfruttando la Golden Power? Questo lo scrive il signor Piero. Vedremo magari poi se con i nostri ospiti potremo anche rispondere a questo quesito. Vi ricordo, del resto lo sapete già, però il numero di telefono attraverso il quale si può intervenire in diretta è 040 977 8910, sveglia Trieste @tele4.it invece è l'indirizzo di posta elettronica. Sulla questione Varsila ieri è intervenuto anche il sindaco di Piazza, possiamo vedere quello che ha dichiarato ieri, credo, al nostro Bernardo Gulotta. Perché il rischio di trovare tante persone a casa è molto concreto. Innanzitutto io con Varsila mi sto occupando attraverso imprenditori, tutti si stanno occupando per cercare, come è successo a suo tempo con la BAT, ti ricordi? Compriamo i 20 ettari e poi arriva la BAT e abbiamo visto quello che è successo. Il Varsila
veramente mi stanno un po' sulle scatole, e l'ho detto a tutti, e ci stiamo attivando. Il problema sono i 300 lavoratori più l'indotto, però stiamo lavorando e tutti stanno cercando un'alternativa, perché il sito è straordinario, a 500 metri dall'autostrada, con la ferrovia eccetera. Potremmo fare quello che abbiamo fatto con BAT, British American Tobacco, sono arrivati e hanno investito 500 milioni. La seconda pagina del Corriere della Sera si occupa di politica nazionale. Centrodestra, l'accordo non c'è, la Lega insiste, terzo mandato, incontro tra i leader, ma sull'immigrazione dal Carroccio una proposta di legge. Allora, ci sono parecchie, devo dire la verità, regioni che vanno al voto nel corso di quest'anno. Vediamo. Allora, prima di contarle le possiamo tranquillamente elencare. Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna. 11 ne conto io. E allora vediamo. Uno dei nodi è la Sardegna. Il 25 febbraio si terranno le regionali in Sardegna, quindi anche prestissimo fra l'altro. Il centrodestra si è diviso sulla scelta del candidato. La Lega vorrebbe confermare il governatore uscente Cristian Solinas, leader del partito sardo d'Azione. Fratelli d'Italia punta invece su Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari dal 2019, che al momento pare favorito per la corsa. Un'eventuale spaccatura nella coalizione potrebbe coinvolgere altre regioni o città. Si discute di un eventuale terzo mandato per i governatori. Salvini si è detto favorevole, la Lega ha tra le sue fila diversi governatori interessati, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia mostrano una certa freddezza. In corsa giugno, tensione nella maggioranza anche per quello che riguarda l'idea di schierare i big alle europee. Giorgia Meloni potrebbe correre, di parere opposto Matteo Salvini, mentre Antonio Tajani non ha scelto la riserva. Giusto candidare gli uscenti, non si usino i territori per i rapporti di forza romani. Totti, il governatore della Liguria, nelle realtà locali le liste dei governatori pesano. Lo stop al terzo mandato è incoerente, il principio di base sia il consenso alle urne. Effettivamente quando poi si parla di queste questioni, in genere molto spesso si va a vedere quello che succede da altre parti. Insomma, in altre parti, soprattutto per quanto concerne i sindaci, in Francia c'è addirittura una sorta di... Insomma, ci sono dei personaggi che rimangono sindaci di città anche importanti per un periodo di tempo lunghissimo, quindi altro che terzo mandato. Probabilmente forse in quei casi le questioni funzionano in maniera anche differente, però se si va a vedere la storia magari non recentissima della Francia, si hanno vicende di personalità, sindaci per anche 30 anni consecutivi fra l'altro. Allora, andiamo avanti con la pagina politica del Corriere della Sera. La giornata nervosa, Salvini potrebbe cedere sulla Sardegna ma vuole sbloccare Zaia. Il faccia a faccia teso appunto nonostante le smentite. Poi c'è una piccola, insomma, una biografia di Andrea Crippa, vice segretario della Lega, 37 anni, Brianzolo, aderisce al partito a soli 16 anni ed è quello che praticamente adesso a questo punto Salvini manda avanti per queste cose, perché è battagliero per natura e per mandato. Prova tra l'altro a spodestare il museo di Torino, il museo egizio di Torino Cristian Greco, ma non c'è riuscito. Insomma, è uno di quelli che
insomma, bisogna stare attenti a questo Crippa. Poi, sempre per quanto riguarda la politica, questo è per forza il richiamo dell'Unione Europea sull'abuso di ufficio, intercettazioni via i non indagati. Bruxelles, ricadute sulla lotta alla corruzione, coperti i nomi di chi non è sotto inchiesta. Il sindaco di Milano Sala ha chiesto alla Procura della Repubblica di riaprire le indagini sugli omicidi di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. La richiesta fa seguito alla mozione approvata dal Consiglio Comunale. Iannucci e Tinelli sono stati uccisi il 18 marzo 1978 con 8 colpi di pistola. 18enni militanti di sinistra frequentavano il centro sociale Leoncavallo. 12 indagati per il saluto romano in via H. Larenzia. Prodi attacca la Meloni, il suo silenzio è un problema che non mi stupisce. Tiene anche quel 4-5-6% che hanno radici fasciste. Nordio risponde sul caso Pozzolo. Mi inchino al segreto istruttorio. Renzi accusa, qualcuno mente, per il guardasigilli nessuno scandalo per la presenza della scorta a questa ormai famigerata festa. Anche, di questo dà conto anche il Piccolo. Adesso ingrandiamo così leggiamo meglio. Bufera politica su Del Mastro, Nordio segreto istruttorio, le opposizioni all'attacco sul caso Pozzolo, circolano altre indiscrezioni sul colpo di pistola, a sparare potrebbe essere stato il capo della scorta del sottosegretario alla giustizia. Renzi dice emerge l'incultura istituzionale, un utilizzo proprietario della polizia penitenziale e una reticenza omertosa. Ancora caos sulle elezioni in Sardegna, appunto, trattative tra Meloni, Salvini e Tajani, i leader nel vertice hanno parlato d'altro, voci di un forfait di Solina, resta il nodo del terzo mandato dei governatori, quindi è la sintesi della pagina del Corriere della Sera. Per quanto riguarda poi gli appuntamenti elettorali nel 2024, ci sono anche le elezioni di oltre 3.700 sindaci, di cui 27 capoluoghi di provincia e 6 capoluoghi di regione, quali Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Quindi insomma è una consultazione elettorale di un certo peso. Le elezioni europee si svolgeranno dal 6 al 9 giugno. Qui non capisco perché rispetto al Corriere della Sera sul Piccolo danno 5 regioni interessate alle elezioni europee. Vediamo un attimo, torno un momento al Corriere, perché io avevo letto... chiedo scusa, no. Allora alcune regioni vanno al voto nel 2025, quindi Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia vanno al voto nel 2025. Le regioni al voto nel 2024 sono il Piemonte, l'Umbria, questo è l'Abruzzo e la Basilicata. Invece anche Veneto e Marche vanno al voto nel 2025 come la Liguria. Ho fatto un po' di confusione, vi chiedo scusa. Allora vale cioè non è che quello del Corriere della Sera non vale, però per quanto riguarda le regioni che andranno al voto adesso sto incasinando tutto, eccolo qua, le regioni che vanno al voto nel corso di quest'anno sono Piemonte, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Queste sono le regioni. Vi chiedo scusa, ho fatto un po' di confusione. È possibile che le elezioni in Piemonte vengano accorpate
con le elezioni europee. Sapete che anche la questione degli accorpamenti è una questione della quale si discute moltissimo. Siamo arrivati al primo stop pubblicitario, ci vediamo subito dopo. Allora rientriamo in studio, ci sono degli aggiornamenti di cronaca, 2 persone hanno perso la vita, altre 2 sono rimaste ferite in seguito ad un incidente che si è verificato lungo la A4 nel tratto compreso tra Palmanova e Porpetto, in un incidente che ha coinvolto 2 vetture e un furgone e che si è verificato questa notte subito dopo la mezzanotte. Sono state attivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco con il coordinamento del centro operativo autostradale di Udine. Sul posto personale dell'autostrada e il personale medico infermieristico giunto sul posto ha fatto il possibile per le 2 persone più gravi che però appunto sono state dichiarate decedute. Un'altra persona è stata trasportata a Palmanova, all'ospedale di Palmanova in codice verde e un'altra in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un altro incidente stradale si è verificato in A28, però nella tarda serata di ieri 4 persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico. Anche in questo caso si è trattato di un incidente in un tratto autostradale, quello compreso tra Sacile Est e Sacile Ovest in direzione di Portogruaro. Allora, quando avremo ospite più avanti Massimo Moretuzzo, che è consigliere regionale e capogruppo del Patto per l'Autonomia, parleremo di questa mozione sull'ipotesi di incompatibilità dell'assessore Bini. Le forze di opposizione tornano all'attacco, non c'è commento da parte della maggioranza. Andiamo avanti e qui c'è questo caso il piccolo rende nota, cioè c'è questo tentato omicidio, quindi tentato femminicidio a questo punto, l'accoltellamento di Santo Stefano che si era verificato in un'area di servizio. È stato fermato l'ex marito della donna. Carlo Birtig è in cella, oggi l'udienza di convalida, aveva noleggiato un'auto in Slovenia per inseguire la donna. Il giorno del ferimento l'uomo si era presentato dai carabinieri in Friuli mettendosi a disposizione per eventuali chiarimenti. Era tornato nella casa appunto di Pulfero vicino alla stazione dei carabinieri. Secondo gli inquirenti è lui il soggetto che appunto il giorno di Santo Stefano, con il volto coperto da occhiali scuri e da un cappello, ha aggredito e colpito con un fendente a una coscia la donna nella sua auto in un autogrill a Campi Bisenzio vicino a Firenze. Altro femminicidio in Trentino, poi vedremo sul Corriere della Sera. E poi c'è questo caso, per fortuna finito bene, di questa bambina di 5 anni che è caduta dal secondo piano di una casa a Caivano, in provincia di Napoli, ed è stata salvata dallo stand di biancheria. Andiamo avanti con il Corriere, vediamo, torniamo di politica. Gentiloni non correrà alle europee ma non andrò in pensione. Il commissario rientrerà in Italia. Conte dice la Schlein in lista ingannerebbe gli elettori. Andiamo avanti.
È ancora un tetto di 2 mandati e verso l'addio al sostituto, le modifiche al premierato, correzioni solo con emendamenti condivisi, martedì autonomia in aula, c'è una notina, uno sfogo e un monito dal sapore definitivo nel fuori onda di Bianca Berlinguer, mandato in onda ieri da Striscia la Notizia e tratto dagli attimi dopo la registrazione di Prima di Domani su Rete 4. I pezzi fanno pena, facevano pena a tutti, poi rivolto a un dirigente in studio dice: i miei ultimi 3 giorni fino a venerdì, poi è finita. C'è questa cosa curiosa, il sindaco di Roma Gualtieri è andato ai Golden Globe e si è fatto fotografare insieme alla cantante Dua Lipa. Ora, a parte che ma sarebbe curioso sapere anche per quale ragione il sindaco di Roma era ai Golden Globe. Non che non possa andarci, ma insomma stupisce un pochettino, insomma. A marzo uscirà un nuovo libro del generale Roberto Vannacci, che con il libro Il mondo al contrario ha creato insomma, più di una polemica negli ultimi mesi. Andiamo ancora avanti, volevo arrivare alla pagina della cronaca italiana. Il presidente di RCS Cairo, sindaco di Milano, perché no, l'adoro è la mia città. E qui c'è invece l'accusa a Israele: Gaza è genocidio, attacco anglo-americano nello Yemen, alla Corte dell'Aia il processo contro lo Stato ebraico, l'ira di Netanyahu, il mondo è capovolto. Tra gli accusatori ci sono il Sudafrica seguito dalla Turchia. Sfuggito ai nazisti, liberal, oppositore del premier, Barak, il giudice di Israele. È stato presidente della Corte Suprema di Israele ed è appunto, e sarà lui, se capisco bene, a difendere Israele in questo processo. Questo giudice, Aaron Barak, ha 87 anni e bisognerà, credo veramente, prima o poi fare anche un discorso su queste cose, insomma. Allora, questo è invece il ministro della giustizia del Sudafrica, Ronan Lamola, e l'ambasciatore sudafricano in Olanda, Vusumizi Mandosela. Questi sono i 2 legali di Israele, Tal Becker e Malcolm Shaw. Invece, appunto, questo Barak è un giudice. Allora, che cos'è la Corte di Giustizia dell'ONU? È nata per dirimere le controversie tra Stati membri dell'ONU che hanno accettato la sua giurisdizione. Questa è la Corte internazionale di giustizia. C'è un precedente che riguarda appunto la Serbia. Genocidio, l'accusa rivolta a Israele, fra l'altro, è un termine che fu coniato nel 1944 per descrivere le politiche naziste di sterminio volte ad annientare gli ebrei d'Europa. Le armi americane non dovrebbero essere utilizzate per uccidere civili. Parla un funzionario che è il primo a criticare la politica di Biden su Israele. Si chiama Josh Paul ed è il direttore dell'Ufficio per gli affari politico-militari del Dipartimento di Stato, che si è dimesso il 17 di ottobre, quindi è più corretto definirlo un ex funzionario. Allora, domani dove si vota? Si vota a Taiwan. L'isola sceglie il nuovo presidente, 3 candidati e un problema comune: la reazione della Cina. Eccoli qua i candidati. Questo si chiama Lai Ching-te, Hu Yu-i
e poi il terzo candidato si chiama Ko Wen-ye. Non riesco a trovare queste pagine. Aiuti all'Ucraina, finiti i fondi, la Casa Bianca annuncia lo stop, democratici e repubblicani trattano, il Pentagono forniture di armi tracciate male, sostegno a Kiev, resta il nodo Orbán, insomma, anche l'Europa ha problemi in tal senso, fa votare i giovani un'agente segreta, la diva Taylor Swift. Fra politici e complottisti, il commissario Schinas si mobiliti per le europee. Devo dire la verità, non so chi sia. Vediamo ancora, ecco qua. Altro femminicidio. L'ultimo abbraccio e la coltellata. Esther uccisa dall'ex, avevano 3 figli, l'uomo si è suicidato, vivevano in case diverse. Lui non accettava la separazione. Non è finita, anche a Chieti era stata trovata impiccata in un garage accanto alla villa dove abitava, questo nel luglio del 2022, sembrava naturalmente un suicidio. Ora il suicidio è stato escluso, dopo 1 anno e mezzo di indagini il marito della donna è stato arrestato dai carabinieri. Ancora qui Caivano, qui c'è un altro titolo, Caivano a 5 anni sola in casa, si lancia dal balcone ma appunto per fortuna viene salvata dallo stand di biancheria, dai fili dello stand di biancheria. Erba, nuovi testimoni per la difesa, la strage fu una faida per droga, pista che però era già stata esclusa dalla Cassazione. Proseguiamo ancora sempre per quanto riguarda la questione Erba, andiamo allora al piccolo, anche qui dobbiamo andare un pochettino avanti perché volevo arrivare alle pagine interne, quelle che riguardano Trieste eccetera, eccola qua. Ex caserma di via Rossetti, dalla regione altri 5 milioni, così l'acquisto è più vicino. Dunque la regione compra la caserma per fare il campus, ce ne siamo occupati anche noi ieri con un servizio, possiamo vederlo. C'è stata anche un'altra iniziativa importantissima che è quella sul campus di via Rossetti, iniziativa di cui si parla da tanti anni ma che vedrà sicuramente la luce nei prossimi mesi. E la svolta chiave per passare dalle interlocuzioni con Cassa Depositi e Prestiti, titolare dell'ex caserma Vittorio Emanuele III, all'acquisto dell'intera struttura e l'avvio del progetto per il campus scolastico e universitario di via Rossetti a Trieste. E l'intervento della regione, anticipato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli dopo l'approvazione della finanziaria, oggi spiegato nei dettagli dall'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Abbiamo deciso, non riuscita quella trattativa con il Comune di Trieste che tentava di strapparlo a Cassa Depositi e Prestiti, di rimettere ulteriori risorse, quindi a quei 10 milioni già stanziati stanziamo ulteriori 5 milioni più altre risorse già in capo all'ente di decentramento regionale per completare l'acquisto, e in accordo con il Comune di Trieste ci sono già alcune risorse, i primi 5 milioni di euro per cominciare i primi interventi su quell'area che dovrà diventare un campus per gli studenti di Trieste con tutti i servizi condivisi. A Cassa Depositi e Prestiti andranno complessivamente così 17 milioni e mezzo di euro. I 5 milioni già accantonati serviranno a realizzare le opere di progettazione, sgombero, messa in sicurezza e i primi lavori sui manufatti, in prospettiva di 7.000 studenti che potrebbero prendere posto all'interno dei diversi plessi. Si prospetta anche un imponente lavoro di riprogettazione della viabilità in zona che si estende per 9 ettari tra via Rossetti, via Mameli, via Revoltella, via D'Angeli, ora recintata per quasi 2 chilometri. A breve partiranno una serie di consultazioni con sistema scolastico e università per capire quali edifici e facoltà hanno le maggiori urgenze di cambiare sede. All'interno, oltre a palestre e spazi sportivi esterni, troveranno posto anche case dello studente per ospitare gli universitari fuori sede. Questo ci permetterà da una parte di rendere più efficiente l'offerta formativa per i ragazzi
delle scuole superiori ma anche universitarie, perché dovrà esserci un coinvolgimento anche da parte dell'Università di Trieste e di Ardis in quel compendio, dall'altra anche di offrire un'offerta migliore a quegli studenti che a quel punto avranno strutture nuove, adeguate, non più instabili dove è difficile intervenire. Allora, ieri ci siamo occupati anche di un'altra questione che è stata presentata in comune, cioè la riqualificazione di Piazza della Libertà nella zona liberatasi dopo l'abbattimento della Sala Tripkovic. C'è questa operazione che si chiama l'Occhio di Massimiliano, vediamo di che cosa si tratta. Un piccolo pezzo di Carso in pieno centro città a occupare la piazza antistante la stazione delle autocorriere in largo Città di Santos, quella per intenderci dove sorgeva la Sala Tripkovic. È il progetto presentato oggi in municipio dal sindaco di piazza assieme all'assessore comunale Lisa Lodi e all'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, fautore dello stanziamento di 2.700.000 euro circa grazie alla legge di stabilità 2024 del Friuli Venezia Giulia. Fondi che permetteranno l'avvio di uno spaccato carsico urbano, un micropaesaggio così definito, in cui far emergere la roccia carsica, definito Occhio di Massimiliano. È molto bello perché con Kipar, che è l'architetto, a suo tempo lui inventa l'Occhio di Massimiliano, c'era ancora la Sala Tripkovic in piedi. Cosa abbiamo deciso? Di fare un pezzo di Carso in maniera che uno che arriva a Trieste col treno si ritrova davanti a questa piazza con un pezzo di Carso e così saprà anche che c'è il Carso. Molti arrivano a Trieste e non vanno su in questa zona straordinaria. Il tutto contemplando il mantenimento della visibilità dei portali storici, quello complessivo della piazza, adeguati percorsi pedonali, il collegamento con la ciclabile delle rive e la stazione ferroviaria, il futuro collegamento con i viali di Porto Vivo, il mantenimento delle alberature esistenti, un richiamo alla presenza del sotterraneo torrente Chiave. Dopo l'abbattimento della Sala Tripkovic, la progettazione è stata affidata all'architetto Andrea Schipar per la redazione di un progetto complessivo di concerto con la soprintendenza. Ciò che l'architetto Schipar vuole portare in quella piazza è il Carso, ovvero attraverso piantumazioni, alberature. Massima importanza viene data a far apparire ovviamente i portali del Porto Vecchio che già esistono e a dare continuità col parco lineare del Porto Vivo, quindi andare in continuità. Valuteremo ovviamente se inserire anche arredi e sarà una valutazione che sarà riguarderà quindi questo step successivo che affronteremo nelle prossime settimane. Nel contesto stride la situazione del Silos e la gestione dei migranti accampati all'addiaccio. Il pubblico sta facendo la sua parte, sta facendo di tutto e di più per riqualificare non solo quell'area ma tutta la città di Trieste e tutta la regione. È chiaro che non possiamo sostituirci al privato, quindi se un edificio è privato e il privato non ha per tanti anni investito un centesimo e l'ha lasciato in stato d'abbandono, l'unica cosa che possiamo fare è sperare che quella trattativa per la vendita si concluda quanto prima e che ci sia la possibilità di vedere utilizzata quell'area per non lasciarla in abbandono. Tanto la soluzione immediata sono trasferimenti, come già accaduto. Prosegue quella politica di trasferimenti, bene, anche perché abbiamo una situazione che è esplosiva e che non può essere tollerata da nessuna parte, ma in particolare in una città come Trieste. Allora, dobbiamo dare una triste notizia, soprattutto per quanto riguarda la nostra trasmissione. È venuto a mancare a 94 anni Francesco Ferfoglia, una delle anime storiche del mondo marinaro di Trieste, ma al tempo stesso era anche un orgoglioso appartenente al corpo degli alpini. Capitano diplomato all'Istituto Nautico di Trieste, per lunghi anni rappresentante di diverse aziende. La sua figura è legata anche alla Società Velica di Barcola Grignano, di cui era socio storico, e al rione di Roiano, in particolare a Scalasanta, dove risiedeva e non gli dava nessun fastidio se lo si chiamava il conte di Scalasanta. Noi di Tele4 appunto ricordiamo Francesco Ferfoglia, anche per le sue molteplici chiamate alla trasmissione Sveglia Trieste, appunto, di cui era spettatore accanito e a cui contribuiva con acume e ironia. I funerali sono previsti per lunedì alle 10:40 al cimitero di Sant'Anna. Allora andiamo al piccolo, dunque la pagina iniziale di Trieste riguarda sia l'ex caserma di via Rossetti, sia appunto questo
Occhio di Massimiliano. A me un po' inquieta come nome, ma comunque insomma. C'è si parla anche di crociere, di Piazza spinge sulla crescita, D'Agostino frena, serve sostenibilità. Si accende il dibattito sull'impatto del fenomeno tra criticità da risolvere e investimenti, a cominciare dal terminal bis. Di Piazza la priorità sono i parcheggi in più che si faranno nell'area dell'orto frutticolo e al Molo Quarto. Potremmo accogliere più gente. D'Agostino, quasi raggiunto il massimo di arrivi, serve aumentare il ritorno economico e ridurre l'impatto ambientale. Ancora avanti, eccolo qua, salto tecnologico della polizia locale, ecco bodycam, droni e camera car. Allora, che cos'è? C'è stato appunto la presentazione ieri in comune del nuovo regolamento di videosorveglianza. La polizia locale sarà appunto equipaggiata da bodycam e potrà contare sull'apporto delle riprese aeree di un drone, oltre a quelle di telecamere a bordo delle vetture di servizio. Le nuove dotazioni sono state presentate assieme all'iter che la Giunta sta seguendo per l'approvazione del nuovo regolamento in materia. La videosorveglianza è sicuramente uno degli strumenti su cui questa amministrazione sta assolutamente investendo. Riteniamo che siano strumenti molto utili, importanti, oserei quasi dire in questo momento necessari. Bodycam, droni, telecamere sulle vetture di servizio e fototrappole. Dopo l'armamento con le pistole Glock, il Comune di Trieste attrezza la polizia locale con nuovi strumenti e aggiorna il regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Per le mini telecamere agli agenti si parte con una sperimentazione dotando circa un'ottantina di agenti con questi dispositivi. Dopo la fase di test, dove verranno valutati diversi modelli, il Comune procederà con una gara per l'acquisto previa approvazione del nuovo regolamento che verrà aggiornato in virtù di nuovi criteri che riguardano principalmente il trattamento dei dati personali. Un nuovo regolamento che recepisce la normativa europea di tutela dei dati personali, ma anche, come faceva accenno lei, introduce eventuali nuovi strumenti di videosorveglianza. Abbiamo parlato di droni, di bodycam, di dashcam, di fototrappole, abbiamo parlato di quelli che potrebbero essere in futuro nuovi strumenti da utilizzare per la polizia locale. Grazie a un finanziamento regionale di 20.000 euro e dopo la proposta del consigliere Rescigno di Fratelli d'Italia, il Comune si doterà a breve di un drone, per cui però sarà necessario formare il personale abilitando un minimo di 6 operatori. Quindi le fototrappole, 12 oggi in dotazione della locale, oltre a un'attenzione non indifferente alle reti in fibra ottica, indispensabili per far sì che le 140 telecamere cittadine possano fornire immagini fluide in alta definizione. Il comandante Milocchi sottolinea l'apporto della tecnologia a servizio del lavoro della Polizia Municipale. I sistemi di videosorveglianza pubblici ma anche privati obiettivamente sono stati utili sia per la ricostruzione di alcuni incidenti, sia molto spesso per quelli che fuggono da un incidente stradale, sia esso di soli danni ma anche con feriti, quindi di reato di fuga e omissione di soccorso, e sono stati molto utili, in qualche caso anche per le indagini che noi svolgiamo su piccole truffe. Sicuramente ci ha dato una grossa mano la videosorveglianza, in quel caso privata, non pubblica. Occupiamoci adesso con un servizio che abbiamo trasmesso ieri di una serie di episodi di vandalismo che sono stati segnalati nel rione di Domio nelle giornate successive al Natale e fino all'Epifania. Vediamo il punto sulle indagini. Un raid vandalico in piena regola lungo la strada per San Giuseppe, da Domio a Log sino a San Giuseppe della Chiusa. A farne le spese auto, specchi viabilistici, numeri civici delle case, torrette di acegas, motorini e altre proprietà. I danni ammontano a diverse migliaia di euro, ma ciò che più preoccupa la popolazione è il rischio che i fenomeni tornino a ripetersi, un po' come nel caso degli incendi alle vetture in zona Servola e Chiarbola di fine novembre. Gli episodi di vandalismo sarebbero iniziati dopo Natale per protrarsi sino all'Epifania. Almeno 10 le denunce presentate dai cittadini fra Borgo San Sergio e San Dorligo della Valle. Eppure è scattata una sorta di sorveglianza di mutuo soccorso fra i residenti che nottetempo a turno cercano di tenere sott'occhio in particolare i propri veicoli e quelli dei vicini. Stando in discrezione i carabinieri a cui sono affidate le indagini sarebbero sulle tracce del responsabile, a quanto pare non nuovo a fatti del genere in altre zone della città.
Allora, siamo arrivati al secondo stop pubblicitario. Vi ricordo i numeri di telefono a cui potete chiamare, che è 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it, l'indirizzo di posta elettronica, perché adesso poi ci saranno anche con noi gli ospiti, vale a dire dalle 8 alle 9 Paolo Menis del Movimento 5 Stelle, dalle 9 alle 10 Massimo Morettuzzo, capogruppo in Consiglio regionale del Patto per l'Autonomia. E poi avremo anche i collegamenti esterni. Oggi il peripatetico di turno è Bernardo Gullotta. Adesso andiamo in pubblicità, poi ritorniamo con Paolo Menis. La scuola. Eccoci pronti con il nostro primo ospite, Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Bentornato. Buongiorno e ben ritrovati. Allora, abbiamo una telefonata in linea. Buongiorno. Dunque, come sempre ringrazio la gentile centralinista e la regia che mi manda in onda. Buona giornata da Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Gentile dottor Bosazzi e bentornato a Sveglia Trieste, carissimo Paolo Menis. Buongiorno Claudio, buongiorno anche alla moglie. Grazie caro. A cui dico, ci siamo incontrati più volte alla curva Stefano Furlan a tifare Triestina. Che mi dici? Desidero un tuo commento sullo stato del campo Rocco, sui disagi degli abbonati che solo in parte possono assistere a Fontana Fredda, visto anche l'ora tarda, subendo disagi per spostarsi, e poi i concerti già programmati e in generale una tua cortese valutazione su squadra e società. Grazie, buon lavoro e complimenti a mister Tesser e Forza Unione. Tutto un po'. Una domanda sportiva, ma no, mi fa piacere. Saluto nuovamente il signor Claudio Visentini e la moglie, che sono sempre molto, molto cortesi con tutti. Ma la questione penso sia stata sviscerata già abbondantemente nelle passate settimane. È chiaro che il caos che è stato creato dall'amministrazione comunale è stato generato probabilmente da mancanza di informazione fra più assessorati competenti sulla questione campo, sulla questione gestione triestina e sulla questione programmazione dei concerti. Questo mi sembra evidente. Noi qualche settimana fa l'abbiamo detto e ribadito. In questa situazione io mi aspettavo una presa di posizione forte da parte del sindaco, cioè intendo gli errori ci possono stare quando si fa bene, certe volte si commettono ovviamente degli errori perché chi amministra non è esente ed è normale che questa accada. Quando questo succede in un'amministrazione locale, a mio modo di vedere, nel caso specifico il sindaco avrebbe dovuto prendere in mano la situazione e se l'avesse presa in mano per tempo probabilmente una soluzione che andasse bene anche alla Triestina si sarebbe trovata. Mi pare evidente, anche se non c'è una dichiarazione ufficiale in questo senso, che se la Triestina dovesse andare ai playoff, direi che al 90% non giocherà allo Stadio Rocco perché ci sono degli eventi concomitanti. Mi è dispiaciuto, oltre al problema che si è generato, perché siamo tutti tifosi con diversi gradi, diciamo, di tifoseria. Io ho praticato calcio per tantissimi anni. Che ruolo? Ero centrocampista, sì, un centrocampista molto lento e per questo non ho avuto successo. Io mi aspettavo che il sindaco di piazza andasse incontro alla Triestina, mentre ho visto come dire, a proposito di metafora calcistica, mi è parso un comportamento della serie: il pallone è mio, prendo il pallone, vado via, non si gioca più. No, quindi mi aspettavo un venire incontro maggiore alla società. La prima cosa che sarebbe stata utile fare è chiedere scusa, perché gli errori ci stanno, ci mancherebbe, e poi
avere un rapporto, diciamo, non conflittuale con la Triestina Calcio, società che sta facendo molto bene dopo tanti anni di tribolazione. Mi sembra una società solida, un presidente che sa dove vuole arrivare. I risultati stanno anche arrivando con un terzo posto in classifica che si spera migliori nelle prossime settimane, anche se Triestina ha a che fare con due squadre molto forti come Mantova, soprattutto il Mantova e il Padova. Però diciamo, al di là di questa stagione credo che ci sia un progetto valido nel medio e lungo periodo. Allora, vediamo, c'è già un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Non so se potete aiutarmi. Sentiamo. Però volevo fare una domanda. Allora, mia sorella è seguita da un assistente di sostegno. Mia mamma, io ho, diciamo, la tutela, ma non ho nessuna carta in mano, cioè io mi occupo di mia mamma e questo assistente di sostegno si occupa di mia sorella. Ieri siamo state chiamate a casa di mia mamma perché praticamente questi assistenti sociali, assieme all'amministratrice di sostegno di mia sorella, hanno reputato una cattiva gestione dei soldi. Allora, mia mamma non ha debiti, premetto, ha 85 anni, è lucida di testa, e penso che loro non possono, perché il problema è che davanti non hanno detto niente, poi quando sono scese hanno detto, praticamente rendendomi quasi complice, che non devo dire niente, ma che loro metteranno lo stesso amministratore che ha mia sorella anche a mia mamma. Io mi chiedo, possono farlo? Non penso. E come devo muovermi nel caso? Questa è la mia domanda, non so se mi sono spiegata bene, ma... No, è abbastanza chiaro. Adesso è il tema delle amministrazioni di sostegno. Ecco, nel dettaglio non conosco la normativa, ma da quanto ricordo c'è anche un giudice che deve come dire, indirizzare da una parte l'amministratore di sostegno e quindi oltre a nominarlo ma anche controllarlo. Quindi credo, se fossi lei signora, prima di tutto mi rivolgerei ad un avvocato di fiducia, perché vedo che la situazione è complessa con un amministratore di sostegno da una parte e con una tutela di tipo legale in capo alla signora. Quindi io prima di tutto andrei da un avvocato che poi credo debba rivolgersi al giudice che poi affida le amministrazioni di sogno, determina le amministrazioni di sostegno. Ok, poi desumo anche che la sorella e la madre di questa signora vivano assieme. Questo non lo so, non le ha detto la signora, posso pensarci. Probabilmente no, però nel senso, se c'è, tra l'altro la disciplina dell'amministrazione di sostegno, qualora ci sia un familiare, dà la precedenza a conferire l'incarico di amministrazione di sostegno al familiare, non a soggetti terzi. Quindi. Allora, abbiamo un soggetto terzo che incombe dietro a noi, cioè il peripatetico di oggi, che è Bernardo Gulotta, che sta dove, occhio perché stai dove dovrebbe sorgere questo occhio di Massimiliano, nome che a me, devo dire la verità, l'ho già detto, un po' inquieta. Quindi vediamo quello che ci comunica Gulotta, piuttosto infreddolito lo vedo, almeno così sembra. E le apparenze non ingannano. Buongiorno Umberto, buongiorno a Paolo Menis e a tutti i telespettatori. Siamo esattamente dove hai riferito tu, largo Città di Santos, in quella che è la piazza lasciata libera dopo l'abbattimento della Sala Tripkovic. Oggi una distesa di cemento e sassi, ma che, come hai giustamente detto tu, sarà riqualificata, o meglio sarà allestita con alcune novità che sono state illustrate ieri in municipio e che vogliono essere un punto di partenza, guardando verso il Porto Vecchio, di quello che poi sarà anche il futuro dell'antico scalo. Perché? Perché in questa piazza di largo Città di Santos l'occhio di Massimiliano sarà fondamentalmente un'installazione carsica che vuole richiamare proprio alle bellezze naturali del Carso, con rocce, alberature e un richiamo molto, molto marcato all'ambiente e alla vegetazione, che poi dovrà seguire una linea anche partendo dal varco d'ingresso del Porto Vecchio, oggi chiuso in attesa della riapertura la prossima settimana, quando verrà riaperta la cosiddetta bretella, che noi andremo a vedere invece dalla parte opposta, quella da Viale Miramare, dalla rotonda,
Lì ci sarà il viale monumentale, più avanti il bosco urbano, e quindi un senso di continuità partendo da Largo Città di Santos con questa macchia verde che verrà qui posizionata, che poi seguirà quello che sarà il viale monumentale e il bosco urbano, ideati dagli architetti scelti dal comune per la riqualificazione del Porto Vecchio. Più in fondo, per chiudere diciamo il quadro dell'antico scalo, abbiamo già capito come le progettazioni puntano a una cittadella dello sport che sarà anche questa arricchita da molto verde, ma soprattutto dai campi da gioco e più diverse discipline. In questa zona abbiamo anche detto ieri sia all'assessore regionale alle autonomie locali, ma forse incalzato più sul tema immigrazione, Pierpaolo Roberti, e al sindaco di Piazza, il grande ingombro è rappresentato dal Silos, non solo come mole di struttura, ma soprattutto per quello che rappresenta oggi, ovvero un ricovero per i richiedenti asilo, e quindi stride, lo abbiamo fatto notare anche ieri agli amministratori pubblici, una riqualificazione anche molto audace di quello che è il Porto Vecchio, di quello che è Largo Città di Santos, e aggiungo, chiedo scusa, anche il cantiere all'interno della stazione ferroviaria. Altro punto che diciamo non ha mai avuto un vero decollo fortunato, però insomma tant'è che nel momento in cui viene riqualificato ci sarà un tocco di novità e di modernità che potrà aiutare forse anche nuovi insediamenti. Il tutto questo nel contesto il grande ingombro è il Silos, come dicevamo prima. Lì la risoluzione del problema è molto più difficile rispetto a quelle che sono le capacità del comune. Pierpaolo Roberti, assessore regionale, ha detto: il pubblico ci sta mettendo mano e soldi, la stazione, Largo Città di Santos, il Porto Vecchio, la bretella del Porto Vecchio che sarà aperta la prossima settimana, il privato, in questo caso Coop Alleanza 3.0, dovrà fare la sua parte proprio per fare in modo che tutta la zona sia riqualificata, abbellita, e non ci siano in questo contesto situazioni come quella del Silos che veramente poco gratificano all'ingresso della città. Ha ribadito Roberti anche l'impegno della Regione nei 2 magazzini dove saranno in futuro posizionati gli uffici della Regione, e quindi il pubblico primo a credere nella riqualificazione del Porto Vecchio. Porto Vecchio che noi, come ho anticipato, vi faremo vedere tra non molto, partendo dalla parte opposta. Ieri ho sentito l'assessore comunale al verde pubblico e l'urbanistica Michele Babuder, che mi ha anche anticipato proprio come sia ormai praticamente tutto pronto per la bretella, per l'apertura, con il marciapiede asfaltato, la strada, le alberature e il cosiddetto verde pubblico, che sebbene sia ancora diciamo in una fase iniziale, cioè i fusti sono ancora esili e non troppo alti, un domani sarà un viale alberato, insomma, come la terminologia vorrebbe indicare. Per adesso è tutto, se avete domande sono a disposizione, sebbene qui non abbiamo molto altro da aggiungere, vi restituisco la linea. No, io ho solo una curiosità, ma è puramente mia. Perché si chiama l'Occhio di Massimiliano? Che a me inquieta, devo dire, come nome. Dunque, in principio, da quello che ho capito, l'idea era quella di collocare in questa piazza una sorta di fontana che avesse un corpo centrale, passami il termine Umberto, oculare, e che guardasse verso il castello di Miramare. Da qui l'idea della congiunzione fra Miramare e centro città. Primo approdo diciamo dal Porto Vecchio della città è proprio questa zona, Largo Città di Santos. Se dovessimo seguire dal castello di Miramare fino al cuore di Trieste, in linea d'aria ovviamente, e quindi l'Occhio di Massimiliano che da qui controlla il castello dove dimoravano Massimiliano e Carlotta. Questa era la genesi. Poi credo che il progetto, anzi non credo, sono sicuro che il progetto iniziale di quel tipo di installazione sia stato accantonato per una decisione più naturalistica, e quindi la presentazione di ieri ci ha fatto capire come ci sarà più un appezzamento di carso piuttosto che una fontana o un allestimento tout court in mezzo alla piazza. Ok, ci vediamo dopo allora, Bernardo. A dopo. Ok, allora abbiamo due mail. Allora, scuole via Rossetti, perché finalmente non si uniscono tutte le scuole superiori, comprese quelle della minoranza slovena, così si fa un'integrazione seria, dando modo a tutti i ragazzi di conoscersi.
Suddivise per classi aule, così si tolgono i muri oggi purtroppo ancora esistenti che pochi vogliono vedere, anziché dedicare in via Rossetti una casa dello studente. Le case degli studenti universitari potrebbero venire invece realizzate nelle ex future scuole che resteranno libere. Un po' confusa come cosa. Il progetto che è stato, anche di cui si parlava qualche giorno fa, di concentrare gli istituti scolastici in via Rossetti sta andando avanti. Sicuramente non sarà una cosa che si realizza nel giro di pochi anni, sia perché ci vogliono molti investimenti, sia perché appunto spostare gli istituti scolastici dai vari punti della città a via Rossetti c'è bisogno di tempo e di molti lavori. Il fatto di concentrare in un unico punto, diciamo, tutta, chiamiamo l'istruzione cittadina, sicuramente ci sono vantaggi. Io direi facendo però attenzione ad alcuni aspetti, e cerco di spiegarmi. I vantaggi sicuramente sono risparmi di costi e sicuramente la possibilità, avendo tutti gli istituti scolastici molto vicini in uno stesso luogo, di condividere servizi che possono essere comuni. Pensiamo per esempio magari ad un servizio di mensa che si potrebbe ipotizzare, o ad altri servizi di questo tipo. Poi anche il fatto di diminuire i costi di manutenzione, perché poi è più facile eventualmente andare a manutenere alcune zone spostando molto più facilmente l'istituto. Vediamo temporaneamente adesso è stata spostata la scuola al Molo Quarto, vediamo che è stato comunque una procedura molto lunga e complessa. Ecco, l'attenzione quando si fanno queste tipologie di investimento a lungo termine in una città come Trieste, ma credo che il discorso vada bene per qualsiasi città, è che dobbiamo stare attenti dal punto di vista del traffico, dal punto di vista urbanistico, perché avremmo ovviamente certamente su via Rossetti via Rossetti, non so il numero esatto di studenti che arriveranno, però una gran massa di persone che in particolari orari, probabilmente alle 6:30, alle 7:15, confluisce tutta in una determinata zona della città, in una zona appunto di via Rossetti che non è, diciamo, ha molta disponibilità di spazio dal punto di vista urbanistico di strade, no? Poi lì in quella zona c'è anche, che non si sa ancora, c'è un punto di domanda grande sul discorso della fiera. È chiaro che è una zona che comunque per alcuni versi è facilmente raggiungibile dai grandi nodi stradali. Anche perché adesso, insomma, si potrebbe anche ipotizzare una sorta di apertura anche su via, io la faccio sempre confusione, quella è ancora via Revoltella, no? Quella in alto, si può anche scendere da via Revoltella, via Forlanini, via Revoltella sicuramente. Quindi potrebbe essere anche questa una soluzione. E poi dobbiamo stare attenti a quali saranno le ripercussioni su tutti, diciamo, le piccole imprese o i servizi che adesso gravitano intorno agli istituti scolastici che sono sparsi nella città. Sto pensando al piccolo bar o al piccolo supermercato dove magari i ragazzi vanno a prendere la merenda o comunque vanno a spendere quotidianamente qualcosa, quindi c'è uno spostamento molto massiccio della vita delle persone e concentrate in un'area, quindi ci sono aspetti sicuramente positivi che vanno ovviamente evidenziati, ma dobbiamo stare attenti su questi altri due aspetti che secondo me sono importanti per non avere ripercussioni negative sul resto della città. È un po' il discorso anche degli spostamenti dei dipendenti della regione in Porto Vecchio. Andiamo alla prossima telefonata, buongiorno.
No, è un peccato che non sono riuscita prima, ma una delle cose che penso che lì nella zona della stazione bisogna fare è la stazione delle corriere. Come tutte le cose che si fanno a Trieste, si fanno a pezzi senza pensare a una programmazione, no? Come lo che succede con le scuole, succede con le stazioni, che si parla di tante cose e la stazione delle corriere continua a essere la stazione dei anni 50 e quindi siamo lì, no? E poi questo tipo di Kipara ha detto bisogna rispettare gli ecosistemi, no? Bisogna rispettare. Io non so in questo progetto Kipar che si veramente sta rispettando questo. Bene, grazie. Grazie. Allora, abbiamo visto, già che ci siamo, abbiamo alcune mail proprio su queste questioni, dunque chiedo scusa, questo è divertente, no, parlando di questa zona carsica che dovrebbe esserci in Largo Santos, un signore dice spero che non si dimentichino di piantumare anche delle asparagine, evitando così la salita sino in Carso a tanti concittadini. Mi viene da ridere perché mio papà era uno di questi, insomma, fa abbastanza ridere. Dunque, allora, Stadio Rocco, Piazza della Libertà, da abbonata alla triestina trovo inqualificabile il comportamento del comune nei confronti dei tifosi e della società. Piazza Libertà mi sembra un progetto allucinante, quindi già si incomincia. Aspetta un attimo perché forse c'è qualcos'altro che riguarda sempre la zona. Ho inviato una lettera al Presidente Mattarella per il ripristino della fermata del bus in via dell'Istria di fronte al cimitero sperando nella risoluzione. Credo che non sia, diciamo, il destinatario. Sì, ancora chiedo di conoscere a che ora più o meno leggete le pagine del Piccolo inerenti l'Isontino nel corso di Sveglia Trieste. Noi leggiamo l'edizione triestina del Piccolo durante la trasmissione. E allora c'è una telefonata, però prima se volevi commentare un attimo. Sì, commentando alcune di queste mail, sinceramente non mi sono fatto ancora un'idea sul progetto che è stato presentato ieri per diciamo, lo sviluppo e il nuovo volto di Piazza Libertà. È un po' difficile perché queste cose vanno poi molto a gusti personali, solo che la progettazione e la programmazione dello sviluppo di una città è una cosa molto complessa e quindi valutare singolarmente il singolo pezzo risulta molto difficile, almeno che non sia un progetto. Faccio un esempio, quello dell'Ovovia è un progetto che ha un inizio e mi auguro una fine in un determinato modo, ma è un progetto come dire, anche di tipo economico, sui quali ognuno fa le proprie valutazioni. Un progetto di tipo urbanistico su una parte della città, valutare nella singolarità dell'intervento diventa molto difficile. Io ricordo sempre che il mio amico ed ex collega di consiglio comunale Stefano Patuanelli, lui che è un ingegnere, mi diceva sempre, quando io tentavo una valutazione di tipo positivo o negativo su un intervento di questo genere, mi diceva guarda che lo sviluppo della città e la programmazione della città va valutata nel suo complesso, quindi valutare il singolo pezzo, se non c'hai una visione d'insieme di un'area un po' più grande, diventa molto difficile. Quindi su Piazza Libertà adesso mi pare che i rendering non siano stati ancora penso di no, perché li avremmo fatti vedere, però credo sia un giudizio che va molto a sentimento personale, di gusto, ecco, un po' quando parliamo anche di musica, no? Se un pezzo ti piace o non ti piace, poi non siamo nessuno o pochi sono esperti effettivamente di tutto, di musica o di architettura, di urbanistica. Allora abbiamo una telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità, ma intanto sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Pronto, buongiorno dottor Bosazzi, buongiorno a lei buongiorno. E al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno. Ho avuto occasione di conoscere il signor Menis e il signor Bassi qualche anno fa, quindi quello di cui adesso parlerò, il signor Menis, chiamo il signor Menis ancora, è perfettamente a conoscenza.
Allora, vorrei solamente richiamare un pezzo di un piccolo articolo di Roberto Morelli che voi conoscete bene. Ci abbiamo messo quasi 3/4 di secolo, ma forse ce la faremo e non sarà un'adesione fuori corso alle nostalgie del territorio libero, bensì l'attuazione definitiva di uno status. Allora, io mi chiedo, ci sono leggi e c'è Costituzione, abbiamo un commissario di governo che è il rappresentante del governo a Trieste, il governo italiano si è assunta l'amministrazione civile provvisoria dal 1954, l'amministrazione civile provvisoria dal 1954, non c'è sovranità. Poi possiamo leggere il decreto legge del 2017, possiamo leggere gli emendamenti che sono stati messi nella legge di bilancio 2014, la 190, ma dottor Bosazzi, tiri solamente per favore fuori, lei che sta un secondo a farlo, la legge 3054 del 52 cosa dice? E tutti quanti i politici qua a Trieste fanno finta di niente, dovrebbero semplicemente vergognarsi. La miseria che c'è a Trieste, la mancanza di posti di lavoro, lo sviluppo, le ali tarpate al territorio libero è colpa vostra, caro signor Menis e anche di altri, tutti quanti. È il commissario di governo che non si sente. La miseria, il 63% della popolazione in Italia e quindi a Trieste era l'altro giorno sul giornale 1/4 di popolazione è in miseria, 1/4 di popolazione. Dai 280.000 che eravamo siamo rimasti in 200.000 e vecchi come me che quest'anno faccio 80 anni. E non vi vergognate? Non siete buoni a dire la verità? Non avete una coscienza, un'etica? E volete che questa povera Italia, il più bel paese al mondo, si risollevi? Senza verità, senza etica, senza una coscienza? Ok, andiamo in pubblicità. Che lavori per il paese. Ok, andiamo in pubblicità, poi qualcuno magari mi spiegherà anche perché dove arriva il concetto di sovranità italiana su Trieste, perché se non ne facciamo parte non vedo perché poi Trieste deve essere inserita anche nei computi che riguardano il nostro paese. Dopo la pubblicità parliamo d'altro. Rientriamo in studio subito con un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno Franco Palman. Ah, buongiorno Palman, ciao. Buongiorno a tutti e buongiorno anche al tuo ospite che conosciamo da tanti anni. Allora, vi faccio una battuta. Allora, cosa voglio dire? Io ogni mattina vi ascolto e mi prego di fare una cortesia. Alto Fulvio, se perché facevo il territorio libero dove che sta lui, così non rompi più le scatole. Seconda cosa, che invece la cosa più importante, è la situazione della Martira, che a mio avviso è un dramma. Vi prego di essere, ma lo sai, sempre più vicini ai governanti, perché penso che a mio avviso la è molto dura. È vicino a questi operai perché c'è in un baratro che purtroppo questa multinazionale, come sempre in questo paese, fa quel che vuole, è anche arrogante e spero che la politica sia capace in questo problema essere dura. L'esperienza dice che è perdente la politica, perché però come se sempre puntuali e precisi, dei vicini ai RAI e voi come emittente televisiva. Grazie, giornata. Grazie Palma, non si è sentito benissimo, però insomma invitava tutti ad essere più vicini ai lavoratori della Varzina. Sì, ma cerco di rispondere alle questioni anche del signore che ha
telefonato prima della pubblicità, ma credo che il discorso territorio libero, allegato ottavo e punti franchi ne abbiamo parlato tantissimo negli anni passati. Io credo che le due cose vadano scisse, cioè una parte l'istituzione del territorio libero che non è mai avvenuta perché non è mai stato nominato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il governatore del territorio libero, questo perché all'epoca per questioni politiche non si è trovato un accordo su questo. Tra l'altro ricordo che se dovessimo istituire adesso il territorio libero il governatore non sarebbe neanche probabilmente triestino o italiano, perché il trattato di pace diceva su questo punto che non poteva essere di questa nazionalità. Cosa va tenuto in conto e cosa va tenuto in maniera salda sul territorio di Trieste? Appunto l'allegato ottavo e quindi tutto quello che viene previsto per quanto riguarda i punti franchi e il punto franco internazionale. E questo è quello che noi, io ricordo quando ero in Consiglio Comunale, il primo mandato all'epoca del sindaco Cosolini, anche su sollecitazione di molti gruppi autonomisti che avevano riapprofondito dopo tanti anni la questione del territorio libero, del trattato di pace, avevamo portato il tema dei punti franchi internazionali all'attenzione del Consiglio Comunale. Io tra l'altro ho ritrovato dopo tanto tempo una mozione del 2013, anche perché il porto di Trieste, il punto franco, i punti franchi di Trieste, la tipologia specifica di punto franco per Trieste era ripresa anche nell'allora legge 84-94 di disciplina dei porti e parlava proprio precisamente in un articolo, se non sbaglio l'articolo 6, del porto di Trieste. Su questo dobbiamo continuare a batterci, molte cose sono state fatte e anche grazie a un presidente dell'autorità portuale come Zeno D'Agostino che ha capito l'importanza che poteva avere e che ha il punto franco internazionale, molte cose si sono fatte fino ad arrivare al 2017 con il decreto del Rio, che ha sostanzialmente dato in mano all'autorità portuale, seppur con alcuni limiti che forse su questi vanno fatti dei ragionamenti, la gestione dei punti franchi sul territorio di Trieste. Questo è uno strumento importante, quindi lasciamo perdere l'istituzione del territorio libero di Trieste che non ha più senso e non è più attuabile, ma invece concentriamoci sulle parti del trattato di pace che sono riconosciute a livello internazionale, che possono dare la specificità di Trieste. Allora, c'è una telefonata, vedo che Bernardo Gulotta intanto è arrivato... Poi rispondo anche su Varsila, magari. Sì, ma non volevo tenere troppo in linea il telespettatore. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo ringraziare l'assessore che hanno avuto una grande idea di trasformare le caserme di Via Rossetti in una cosa bellissima. Però vorrei sapere, siccome abito in Via Rossetti, vorrei sapere che fine farà la fiera, perché ce l'ho proprio di fronte alla mia costruzione. Va bene? Perfetto. Sì, vado ad ascoltare la televisione. Adesso ringrazio, buona giornata, buon lavoro. Pare che insomma ci sarà. Argomenti. Allora, come facciamo adesso? È sempre questa sorta di ingorgo istituzionale, perché precedenza a Bernardo. Sì, poverino, così poi è all'esterno e a freddo. Bernardo, dove sei? Sì, mi hai diciamo quasi trattato come un disgraziato, no? Poverino, è fuori al freddo. Ma uno non può... Sono stato anche buono, perché avrei potuto dire poveraccio e al freddo, che sarebbe stato peggio. Sto scherzando, Umberto. Vabbè, questo lo dici in redazione, no? Fuori dal telecamera. A parte gli scherzi, siamo all'interno del Porto Vecchio. Alle mie spalle si vede che ci sono ancora dei lavori in corso proprio a ridosso di quelle che sono le stazioni, la sottostazione elettrica e la centrale idrodinamica. L'immagine di Franco Torricella guardano ai lavori alle spalle del magazzino 26, poi siamo un po' contro luce, quindi l'immagine poi si schiarisce di colpo in quello che sarà il nuovo viale di ingresso al Porto Vecchio da Largo Città di Santos, che adesso è transennato. Noi siamo infatti entrati dalla parte opposta, dalla rotonda di Viale Miramare, dove abbiamo visto il primo scorcio di strade e marciapiede di Porto Vecchio riqualificati. Ci sono queste alberature, come dicevo prima, in stato ancora iniziale, appena piantate, appena posizionate, sono ancora dei fusti molto, molto sottili, molto esili.
non domani, poi si allargheranno e diventeranno qualcosa di più diciamo visibile e speriamo maestoso. Ce ne sono una fila qui e poi ovviamente lungo tutta la bretella ce ne saranno altri da poter vedere quando il Comune aprirà la strada al pubblico. Ancora un cantiere aperto, però tutta questa zona, soprattutto la parte più vicina al magazzino 26, è tutto alle sue spalle, come avete visto un attimo fa, è tutto transennato perché è ancora un cantiere aperto, però già l'apertura della strada darà quella valvola di sfogo ai corridori o anche solo chi vorrà venire all'immaginario scientifico, ai punti museali del magazzino 26, un accesso alternativo a quello che è la rotonda di Viale Miramare, dove oggi si può accedere esclusivamente in Portovecchio. Quindi stato di lavori che proseguono, la prossima settimana sarà aperta la bretella dopo l'abbattimento anche di quel casolare subito vicino ai varchi di ingresso di Rudere, chiamiamolo col suo nome, quello è un rudere. Il sindaco, Rudere, sì, chiamiamolo Rudere. Sì. Prima ho sentito il sindaco che però questa mattina ha difficoltà a raggiungerci, ma ci ha consigliato già nei giorni scorsi di vedere come l'avanzamento dei lavori sia comunque ininterrotto in tutta la zona vicina al magazzino 26 del Portovecchio. Per ora è tutto, vi restituisco la linea. Poi gli chiederò cosa ha nello zaino, se ha le merendine o cos'altro. Allora, siamo in debito di 2 risposte su Wärtsilä ed eventualmente su Fiera. Sì. Approfitto per salutare nuovamente anche Franco Palman, che ha chiamato prima, ci siamo conosciuti tanti anni fa, su posizioni molto distanti per quanto riguarda la Ferriera di Servola, però lo ricordo sempre come molto corretto nei confronti, quindi mi fa piacere la telefonata e il saluto. Sì, ha ragione su Wärtsilä, perché la questione è molto delicata. Purtroppo devo dire è passato 1 anno e mezzo dai primi sentori di crisi e purtroppo un'alternativa imprenditoriale seria a Wärtsilä che vuole lasciare, cioè vuole andarsene, non vuole più produrre nel sito di Bagnoli, un'alternativa non si è trovata e va sicuramente condannato il comportamento dell'azienda, sia i vertici in Finlandia, ma anche e soprattutto, devo dire, i vertici italiani, i vertici locali, perché hanno dimostrato di non avere autonomia decisionale. Quante volte si sono rimangiati la parola che avevano dato e gli accordi che erano già stati trovati con le parti sindacali. Detto questo, la partita è ovviamente difficile, bisogna continuare ad andare avanti a ipotizzare la possibilità di un accordo di programma, cercando di coinvolgere sicuramente un partner di tipo industriale, perché non tutto può essere fatto dal pubblico, ma condivido quello che diceva Palman, che dobbiamo nuovamente tutta la città stare vicino ai lavoratori, perché saranno mesi molto difficili e quindi tornare anche a esprimere la vicinanza come è stato fatto qualche anno fa con quella manifestazione di settembre del 2022 che aveva coinvolto tutta la cittadinanza, che è stata una manifestazione d'affetto molto importante per chi lavora là, per tutte le famiglie. Perché ripeto, c'è anche quello, no? Nel senso che dietro ognuno di loro c'è una storia anche di investimenti per il futuro. Per i figli, tante situazioni diceva anche di persone, di coppie che lavorano entrambi, no? E quindi dobbiamo tutti lavorare, ma credo che la città sia unita anche dal punto di vista politico per trovare una soluzione. È chiaro che la parte fondamentale deve farla il governo e deve farla per di competenza anche la regione. Io, pur essendo appartenendo a una parte politica molto diversa, ho molta fiducia in Alessia Rosolén, che è una bravissima assessore al lavoro della regione, e quindi anche sulla partita che avevamo seguito noi in prima persona con il ministro Patuanelli della riconversione dell'area della Ferriera, la regione con Alessia Rosolén ha fatto molto e
credo che quindi si debba andare avanti su questa linea. Dall'altro lato però devo dire che anche forse il governo ha aspettato un po' troppo tempo, ha dato un po' troppa fiducia a Wärtsilä, però adesso non guardiamo indietro, andiamo avanti, e su un altro filone però il governo deve essere duro per cercare di farsi restituire tutti gli incentivi e i finanziamenti che sono arrivati a questa società, e su questo deve essere molto duro. Allora c'è una telefonata, sentiamo, buongiorno. Buongiorno all'Expo ospite. Prego. Sono Gino. Buongiorno. E sul discorso della Wärtsilä, ma guardate che la Wärtsilä ha ripreso i posti di lavoro e se li ha portati in casa perché il governo norvegese, mi pare che della Norvegia o della Svezia, adesso non ricordo bene, gli ha finanziato uno stabilimento a costo zero. Cioè qui ogni nazione in Europa cerca di riattivare i propri posti di lavoro in casa. Prima c'era la politica di esportazione, di produrre all'estero. Adesso il concetto si è invertito e tutti tentano di portare in casa i posti di lavoro, compresi anche gli Stati Uniti. Il problema è che l'Italia è ancora sulla fase iniziale, cioè è ancora sulla politica dell'esportazione. Cioè è un problema che non si risolverà se non cambia proprio l'impostazione del governo e soprattutto sul discorso dell'Europa. Quindi tutti questi pianti, oddio perdiamo posti di lavoro, sono voluti perché non si cambia la politica e quindi sarà la morte di tutti i posti di lavoro delle aziende che sono praticamente che hanno esportato all'estero le cose. Grazie e buongiorno. Grazie mi pare che era forse il signor Gino, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Diciamo sono d'accordo con il signor Gino. È chiaro che poi ogni Stato deve fare una politica industriale per la quale deve decidere quali settori hanno una rilevanza importante, e su questi credo ci deve essere di nuovo una forte presenza dell'investimento pubblico. Non può essere totalmente un investimento pubblico, ma come sta avvenendo per il problema per esempio dell'ex Ilva, ci deve essere una forte partecipazione del pubblico, poi ci deve essere sempre un partner privato industriale in grado di portare avanti in modo efficiente la produzione. Su questo è chiaro che non sarà un problema di facile risoluzione, però su alcuni settori purtroppo gli errori che sono stati commessi fine anni 80, inizio anni 90 di una forte privatizzazione di tutto, perché si pensava che privatizzare tutto, il privato fosse sempre bello ed efficiente, abbiamo visto che così non è stato. Guarda in Gran Bretagna. Sì, ma per alcuni proprio settori dove non ci può essere concorrenza, sì. In alcuni settori in cui i singoli stati determinano la rilevanza e l'importanza di una determinata produzione, non ci può essere un privato che è più efficiente del pubblico. Quindi sì, su questo sono d'accordo, bisogna aver fatto un ragionamento. Poi è rimasta in sospeso il discorso un attimo solo per alleggerire giusto un attimo prima di parlare immagino della questione fiera, c'è la consueta vignetta di Englaro che ci manda ogni giorno, e qui c'è Massimiliano che rispetto al progetto, diciamo così, dell'occhio di Massimiliano dice: mi ho paura che sta roba mi costi un occhio, e davvero non è male. Fiera? Sì, effettivamente il costo anche da quello che si apprende, i 2,7 milioni, effettivamente è importante. Però se sono gli asparagi poi la gente andrà a prenderlo, insomma. No, sulla questione fiera, lì come sapete c'è un investimento di tipo privato, quindi quando c'è un investimento di tipo privato l'area era pubblica e sarà stata venduta all'asta, poi ricordo, se non ricordo male era il 2017, sono entrato anche personalmente in polemica con il sindaco su questa questione, perché poi quell'area era stata venduta sia a un privato e dopo la vendita era stato cambiato il piano regolatore, cosa che secondo noi non era possibile. Ma al di là di questo, il problema Fiera è che è chiaro che c'è un'area da recuperare, è chiaro che quell'area è in mano ad un privato e quindi dipende dai tempi e dall'iniziativa del privato la rivitalizzazione di
di quell'area. Io sono preoccupato sia che quel posto, quella zona rimanga così com'è, sia che venga portato a termine il progetto da parte dell'azienda austriaca, perché di fatto si crea un altro piccolo polo commerciale che sostanzialmente andrà a svuotare altre zone della città dal punto di vista dei piccoli negozi e del tessuto imprenditoriale sparso e diffuso sul nostro territorio. Quindi sono state fatte delle scelte che noi personalmente non abbiamo condiviso. So che per quanto riguarda i tempi della realizzazione del progetto se ne sta occupando in prima persona anche l'assessore Babuder. Erano usciti degli articoli che ogni volta diciamo che adesso si sta arrivando a qualcosa, però di fatto credo che è un po' di tempo che non passo da quelle parti, ma non credo che si siano fatti molti passi in avanti, anche perché poi tra l'altro ho la sensazione che l'investitore privato abbia qualche dubbio soprattutto dopo che abbiamo vissuto il periodo della pandemia e quindi se effettivamente quell'investimento resterà fruttifero o meno. Quindi. Allora, la signora Gabriella suggerisce anzi chiede di mettere pensiline nelle varie fermate della navetta del comprensorio di San Giovanni, perché dice specialmente in questo periodo insomma, c'è freddo, c'è necessità di... Ma negli ultimi anni Trieste Trasporti ha comunque ha cambiato, c'è tutta quella questione della sostituzione delle pensiline, però in linea generale il numero dei ripari alle fermate degli autobus sono aumentati, quindi laddove anche non c'era un riparo, adesso in molti punti della città ce ne sono, però da quello che ricordo l'installazione appunto dei ripari alle fermate è questione di pertinenza, se non sbaglio appunto sempre di Trieste Trasporti in parte e del comune attraverso esatto, ci sono delle competenze che poi sono state ereditate, se non sbaglio. Credo che adesso non vorrei sbagliare, ma avevo parlato una volta con l'assessore Babuder e credo che sia in capo il comune ciò che pertiene alle pensiline, eccetera. Insomma, questo spiega anche, poi c'è, vabbè, quella è un'altra questione, ma quella del cimitero è una questione molto particolare. Insomma, tra l'altro il comune si è mosso per ovviare a questa, che è una sciocchezza, ma insomma pesa logicamente, anche raccontarla fa un po' sorridere. Giorgio Marchesic chiede, così dopo non manda più mail, di sfatare qualsiasi dubbio sul territorio libero di Trieste e organizzare una trasmissione ad hoc. Quindi, allora, c'è qualche altro? Sì, per esempio, la questione, torniamo all'argomento di cui ci siamo occupati all'inizio, la questione stadio, no? Secondo te rischia di ritorcersi contro il comune? Contro la giunta? Sì, assolutamente. Posto che non si sia già ritorta, perché qualcuno potrebbe anche dire assolutamente sì, ma dicevo per la questione soprattutto per come è stata affrontata dal sindaco, no? Perché anche se non sbaglio era la scorsa settimana, ho letto delle dichiarazioni del sindaco che parlavano della convenzione con la Triestina Calcio per l'utilizzo dello stadio. Lui giustamente, cioè da una parte giustamente, dall'altra con un atteggiamento secondo me sbagliato, diceva a noi la manutenzione dello stadio costa, se non ricordo male, un milione all'anno, la Triestina ci paga 26.000 euro all'anno per l'utilizzo dell'impianto, ma questa non è una questione che è nata oggi, no? Fa parte di un rapporto tra il Comune di Trieste e la principale società di calcio
per cui c'è sicuramente come dire, un costo implicito, no? per il Comune di Trieste, ma questo perché il calcio ovviamente è molto seguito, è molto popolare e c'è anche un ritorno d'immagine della città, se ovviamente la squadra della città naviga in Serie A, in Serie B, no? Abbiamo visto per esempio con i vicini dell'Udinese Calcio, quindi tirar fuori una questione di scompensi tra dare e avere Comune di Trieste e Triestina Calcio mi sembra una cosa sbagliata, perché è un rapporto che va avanti da parecchi anni. Perché allora lo scorso anno non è stato tirato fuori questo discorso? C'è da pensare che c'era una società che era più gradita al Comune e questa di quest'anno è meno gradita? Credo che non sia, ecco, l'approccio giusto da parte del sindaco di questo. Bisognava, come avevo detto all'inizio, almeno che il sindaco di questa città prendesse atto che era stato creato un pasticcio e che la prima cosa da fare era chiedere scusa ai tifosi e alla società. Questo invece il nostro primo cittadino si è trincerato dietro l'orgoglio probabilmente di non chiedere scusa. Allora c'è una telefonata, chiedo a chi è in linea di essere breve perché poi c'è il cambio ospite. Buongiorno. Buongiorno Bosacci, buongiorno a lei e a Menis. Buongiorno. Allora, intanto volevo dire una cosa sul contratto che ha fatto il Comune con la Triestina. L'ha fatto il Comune con la Triestina per quel 29.000 euro, mi sembra al mese o indifferente. Non l'ho fatto io, da tifosa, che ho l'abbonamento e che vado in stadio da 53 anni. Però non è di questo che volevo parlare, cercherò di essere breve. Sono andata ultimamente a fare una passeggiata a San Giusto, a cominciare da dove ci sono le mense per dei frati, che adesso mi sembra non ci siano più, e un immondezzaio con piatti compostabili, sagliette, fino su lì della fontana. Fa veramente senso, con anche residui di cibo a terra. Okay. Poi tutto delle milizie. È un disastro, ci sono pietre capovolte con i nomi dei caduti che non si riescono più neanche a leggere, bottiglie di superalcolici abbandonate, veramente bisogna... San Pietrini, sui vialetti San Pietrini che cioè veramente oggi quest'anno 70 anni che Trieste passa all'Italia. E penso che non siano proprio un onore lasciare quel campo in quest'anno, specialmente, da sempre comunque, in quelle condizioni. Mi sembra siano stati messo del denaro per rifare il tutto, però ci vorrebbe... La interrompo solo perché siamo addirittura d'arrivo con la pubblicità e volevo solo fare commentari a Menis eventualmente. Sì, cioè periodicamente quell'area poi viene risistemata, pulita e quindi sì, questo purtroppo succede non solo nella zona citata dalla signora ma anche nelle altre zone della città. Un po' è colpa nostra, di noi cittadini, che molte volte non teniamo cura del bene pubblico e un po' è anche perché negli ultimi anni ovviamente il servizio di pulizia si è sempre più diradato. La cosa che suggerisco è sempre, laddove è possibile, di segnalare queste situazioni, no? Sia al Comune che alla Cegas, perché prima si segnala, poi più prontamente l'intervento avviene. Grazie a Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi avremo come ospite Massimo Morettuzzo del Patto per l'Autonomia e poi ci collegheremo nuovamente con Bernardo Gulotta nel suo peregrinare.
Allora, seconda parte di questa puntata di Sveglia Trieste, ci ha raggiunto Massimo Morettuzzo, consigliere regionale e capogruppo del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale. Grazie Morettuzzo per essere nei nostri studi. Grazie a voi. Io direi che possiamo incominciare parlando un pochettino ma io direi della sanità, no? Nel senso, un po' di tempo fa, lo stesso Presidente della Regione, alla fine della conferenza stampa di fine anno, ebbe ad annunciare un intervento molto, molto duro per quanto riguarda la sanità regionale. Dobbiamo ammettere che è un argomento che quando viene toccato in genere verrebbe quasi da dire scontenta tutti, per dire la verità. Secondo voi dove si dovrebbe intervenire maggiormente in questo momento? Ma innanzitutto io ho ascoltato con molta attenzione le parole del Presidente Fedriga e anche le dichiarazioni dell'assessore Riccardi. E la prima domanda che mi sono posto è: ma chi è che sta governando da 6 anni? È una situazione abbastanza paradossale, perché si dice che appunto devono essere fatti interventi urgenti, che bisogna mettere mano alle questioni fondamentali della sanità regionale, ma non si dice che da 6 anni c'è una giunta, uno stesso assessore alla sanità, cosa che peraltro non si era mai verificata prima nella storia della regione, quindi una continuità importante, okay. No? E risorse disponibili che non si erano mai viste. Cioè ci sono stati davvero tanti soldi a disposizione per poter intervenire in modo adeguato rispetto al servizio sanitario regionale. Eppure queste criticità sono aumentate negli ultimi 6 anni. Viene utilizzata la pandemia da Covid quasi come foglia di fico per nascondere le difficoltà, no, che ci sono state, le tante criticità, e dire non si poteva fare diversamente. Io invece credo che ci siano molte cose da fare, e devo anche dire che questo è uno di quei temi su cui la politica deve cercare di non dividersi. Noi l'abbiamo detto in più occasioni, abbiamo cercato anche di dimostrarlo in aula. Ma c'era stata anche, mi perdoni se dentro per un momento si era parlato di lavorare assieme. Ma sì, noi siamo ancora disponibili a farlo, io l'ho dichiarato più volte, insomma, dentro e fuori dall'aula, perché ripeto, questa è una di quelle occasioni in cui bisogna togliersi un po' le casacche dei partiti, delle contrapposizioni, delle appartenenze diverse e dire lavoriamo assieme per un obiettivo comune. E quindi senza strumentalizzazioni, senza toni eccessivi. Abbiamo cercato di farlo anche in occasione dell'ultima manovra di bilancio. Noi abbiamo fatto un lavoro importante ascoltando tante associazioni territoriali, tanti professionisti, le categorie mediche, cittadine e cittadini, insomma utenti dei servizi. Abbiamo costruito una serie di proposte che abbiamo trasformato in parte in alcuni emendamenti che abbiamo portato dentro la manovra di bilancio, dicendo noi pensiamo che queste risorse potrebbero essere utilizzate in questo modo, e sia con proposte, con ordini del giorno, quindi anche proposte meno vincolanti, no? Che non chiedevano necessariamente di individuare delle risorse puntuali, ma abbiamo provato a dire all'assessore e al Presidente: proviamo a lavorare assieme sul tema dei consultori, sul tema dei distretti sanitari, della sanità territoriale, dei centri di salute mentale, dei tempi di attesa. No? Delle liste di attesa, dei medici di base che non si trovano. Abbiamo provato a fare dei ragionamenti assieme. Il risultato qual è stato? Che quelle proposte che abbiamo portato e anticipato anche all'assessore prima della discussione in aula sono state praticamente tutte bocciate, senza una spiegazione, senza un'apertura di nessun tipo. Allora così è davvero difficile riuscire a collaborare. Invece credo, ripeto, che il servizio sanitario regionale debba essere la priorità di questa legislatura, perché interessa praticamente più di metà del bilancio della regione, non stiamo parlando di oltre 3 miliardi di euro, ma soprattutto interessa la vita delle persone. E sta succedendo una cosa che non si era mai verificata nella storia di Friuli Venezia Giulia. Stiamo scendendo nella qualità dei servizi e stiamo andando peggio di tante regioni italiane. Noi eravamo un'eccellenza in Italia e voleva dire essere un'eccellenza nel mondo. Oggi così non è più. E vediamo che tanta parte delle risorse viene data a soggetti privati che stanno erodendo la capacità del soggetto pubblico di riuscire a dare un servizio. E questo io credo sia un errore storico clamoroso. Perché secondo lei molto spesso quando si ha a che fare con la sanità, e lo si ha a che fare delle volte magari semplicemente, virgolette,
con il pronto soccorso, no? Sappiamo che la situazione dei pronto soccorso poi è complicata di per sé perché viene visto come un luogo, come il luogo principale a cui rivolgersi per le cure. Diciamo anche la verità, quegli esperimenti che già iniziavano parecchi anni fa di, come posso dire, verrebbe a dire quasi di pronto soccorso secondario, ma non è questo il termine corretto, ma insomma non riescono ad entrare probabilmente proprio nella mentalità della gente. Lì molto spesso uno che vede la situazione dei pronto soccorso dice beh, paghiamo di più i medici e assumiamoli di più. Perché non si risolve solo così quella situazione? Allora, il tema dei pronti soccorso è un tema molto complicato e bisogna anche riconoscere che i problemi che abbiamo oggi non sono problemi nati negli ultimi 3 o 4 anni, ma sono problemi che vengono da lontano, no? Insomma, è troppo tempo che in questa regione non si prendono delle decisioni necessarie. E la questione dei pronti soccorso è molto legata anche da una parte al modello organizzativo della sanità regionale, no? Noi crediamo ad esempio che uno degli errori che sono stati fatti dall'amministrazione Fedriga sia stato quello delle scelte dei manager che sono stati messi ai vertici del sistema sanitario, no? Con tutto il massimo rispetto per la professionalità di chi opera, per i sacrifici che sono stati fatti in questi anni, che assolutamente devono essere riconosciuti e sono tanti, però crediamo che a un certo punto il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi abbiano avuto quasi paura di nominare dei manager di livello assoluto che erano disponibili a venire a lavorare nella nostra regione perché non erano magari controllabili, perché non erano personalità troppo forti e troppo autonome per poter affrontare davvero quei temi. Noi invece si preferisce in qualche modo continuare, no, galleggiando e gestendo in modo ordinario le cose. Ecco, io credo che questo sia un errore importante. L'altra grande questione è quella legata alla sanità territoriale. Cioè le persone vanno nei pronti soccorso e molto spesso succede che questi siano intasati perché non trovano risposte sul territorio. E qui c'è la grande criticità dei medici di base, chiaramente, ma anche la grande criticità del modo anche qui di come sono organizzate un po' le strutture territoriali. Pensiamo a quello che è successo a Trieste. Il fatto che i distretti siano stati dimezzati, no, da 4 a 2 vuol dire un impoverimento di fatto della capacità delle strutture territoriali di provare a dare delle risposte. Ed è evidente che le persone nel momento in cui hanno bisogno di salute immediato da qualche parte devono andare e vanno nel pronto soccorso, no? E quindi è un circolo vizioso. Sì. Se non riusciamo ad affrontare in modo serio tutto il tema della sanità territoriale, dei medici di base, dei distretti sanitari, dei servizi sul territorio, consultori, centri di salute mentale e via dicendo, anche con le prospettive delle case della comunità, no? Queste strutture previste anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dovrebbero tenere assieme medici di medicina generale, parte infermieristica, sì, no? Prelievi, insomma tutta una serie, no? Parte di consulenze psicologiche, consultori psicologici, che siano in grado di dare delle risposte, allora necessariamente poi le persone si rivolgono alle strutture ospedaliere che rischiano di esplodere. Sentiamo la telefonata che è in linea. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Complimenti per la trasmissione che seguo sempre. Grazie. Avrei una domanda. Io ho fatto un concorso in Asugi, ho vinto, hanno pubblicato la graduatoria a novembre, ma ancora non si sa niente. Nel senso che le altre Asugi del Friuli, delle altre parti della regione hanno già emesso sono andate avanti appunto con le assunzioni. Qua a Trieste e Gorizia invece non si sa nulla. Ok, non so se... questo francamente non saprei cosa rispondere, nel senso che lì sono atti amministrativi che sono legati all'azienda, quindi bisognerebbe capire, magari chiamando nelle strutture della SUGI, se ci sono delle risposte, però credo che sia appunto qualcosa che ha a che fare con l'adempimento degli atti amministrativi. Ok, niente. Purtroppo non sono in grado di dare una risposta perché non afferisce, diciamo, alle attività del appunto manca personale e avendo fatto tutti i concorsi sarebbe il caso che loro andassero avanti. Sì, questo anche vero. Anche perché appunto purtroppo succede che anche poche persone partecipano ai concorsi in alcuni contesti, no? E quindi avere delle persone che sono disponibili ad entrare a lavorare nel servizio
sanitario pubblico regionale è un fatto importante, e quindi l'auspicio che abbiamo fatto anche più volte, anche in Consiglio regionale, con diverse interrogazioni e altro, è proprio quello di accelerare quanto più possibile l'immissione appunto di persone che sono disponibili a lavorarci dentro, anche superando finalmente quello che una volta era per lungo tempo è stato un tabù, che era la questione del tetto di spesa, no? Sì, sembrava sì. che la Regione non potesse spendere oltre certi limiti per imposizione anche dei vincoli statali. Oggi è stato dimostrato e detto chiaramente che questo limite, questo tetto non c'è più, quindi possiamo finalmente, potevamo farlo anche prima, ma prima c'era qualche ombra che diceva che non si potesse fare, ma è chiaro che oggi la Giunta regionale, se vuole, può procedere a tutta una serie di assunzioni di missioni, cosa che in alcuni casi appunto si sta facendo, come il concorso che diceva chi sta chiamando da casa. Bisogna cercare di farlo più velocemente possibile. Ci faccia sapere quando le dicono qualcosa, dai. La ringrazio. Buona giornata. Grazie. Buon lavoro, insomma, spero davvero. Insomma. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Sì, non è... Allora, rientriamo in studio, c'è una mail per Morettuzzo che gli chiede un'opinione sulla questione, che tra l'altro comunque in questi giorni è su tutti i giornali, sulla questione del terzo mandato, il vincolo, eccetera. Insomma. Noi non siamo interessati da elezioni in tempi rapidi, però insomma ci si può ragionare sopra. Beh, diciamo che in realtà ci sono 116 comuni che vanno al voto nei prossimi mesi. Io pensavo a Zaia e quindi andavo direttamente alle regioni. Insomma, questa cosa del terzo mandato dovrebbe essere una cosa che, se considerata, ricordiamo che noi come Friuli Venezia Giulia siamo una regione a statuto speciale, quindi abbiamo la competenza primaria sul tema delle autonomie locali, quindi potenzialmente questa modifica della norma attuale che impedisce appunto il terzo mandato per il Presidente della Regione e per i sindaci dei comuni sopra i 3.000 abitanti, potremmo modificarla già, e quindi è una cosa che in qualche modo non c'entra con il dibattito che viene fatto a livello statale. È vero che dalle dichiarazioni del Presidente Federica lui ha dichiarato appunto che vediamo cosa succede a Roma e quali saranno le posizioni che prenderanno a Roma. L'impressione che ho è che sia più legato a rapporti interni alla maggioranza, no? E quindi ci sono partiti della maggioranza a cui conviene il terzo mandato, in particolare la Lega Salvini, che per bocca appunto del ministro Salvini ha dichiarato più volte, anche in queste ultime ore, no? Che c'è la proposta del terzo mandato esplicitata proprio da questa forza di maggioranza. Altre che invece nicchiano perché hanno l'interesse a un ricambio. Penso a Fratelli d'Italia che ha il vento in poppa stando ai sondaggi e quindi vorrebbe assolutamente ricambiare tante persone che stanno al vertice. Quindi oggi credo che il dibattito, più che sul contenuto in sé, cioè è giusto o non è giusto, no? Prolungare il mandato dei presidenti di regione o dei sindaci, sia proprio su interessi di piccola bottega. Io su questo credo che debba essere fatto un ragionamento largo. Io personalmente non sono un grandissimo sostenitore del terzo mandato, perché credo che sia indispensabile un ricambio e che quando si occupano posizioni di vertice importanti per 10 anni sia un tempo congruo per riuscire a imparare le cose, a farle bene e a metterle in pratica. E poi è bene invece che ci siano anche persone nuove, che cresca nuova classe dirigente, che venga dato spazio a persone giovani, che possono portare idee e competenze diverse. Questo naturalmente può anche vedere dei casi particolari dove invece ci sono delle persone che sono magari nate per fare quel mestiere, no? E quindi è una situazione difficile. Credo che debba essere un ragionamento comunque che viene fatto all'interno di un dibattito un po' più largo che riguarda tutto il sistema elettorale. Ad esempio in Friuli Venezia Giulia io continuo a ritenere che sia una vergogna il fatto che siamo l'ultima di fatto regione italiana, mi sembra siano in due ancora, un altro oltre a Friuli Venezia Giulia, che non ha la doppia preferenza di genere, e quindi noi abbiamo un numero di rappresentanti femminili all'interno del Consiglio regionale che è assolutamente troppo basso oggi, su 48 consiglieri ci sono
8 o 9 donne, insomma, ed è una cosa che non va bene. Ecco, io credo che da questo punto di vista noi le proposte le abbiamo fatte, le abbiamo depositate anche all'inizio di questa legislatura, insomma, dobbiamo cambiare, quindi spero che ci sia un ragionamento su quel tema specifico. Allora, qui c'è una mail che dice: l'ospite sta raccontando in breve tutta la verità sul problema pazienti che se non esistesse il pronto soccorso che se non esistesse il pronto soccorso sarebbe come una calamità naturale. Non posso capire come si possa lasciare i cittadini che hanno versato i contributi sanitari per una vita, ora non hanno diritto a nulla, neanche al medico di base. E perché, se chiamando gli ospedali per avere una visita o esami in attività intramenia, ossia privati, si è ricevuti col tappeto rosso il giorno dopo. Purtroppo questo è uno dei sintomi, no, di una situazione che è veramente complicata, che sta vivendo delle condizioni particolari e paradossali per alcuni aspetti. Pensate a quei punti di primo soccorso, appunto, i pronti soccorso che sono gestiti con i medici gettonisti. Cioè, ci sono stati casi in cui i dipendenti pubblici della struttura pubblica del pronto soccorso hanno dato le dimissioni perché stavano vivendo situazioni insostenibili, turni massacranti, possibilità di non fare ferie, straordinari non pagati, si licenziano, vengono assunti da cooperative private che prendono l'appalto per gestire il pronto soccorso e questi stessi medici tornano lì, pagati di più, con turni diversi, e il collega che è rimasto a lavorare nella struttura pubblica come dipendente pubblico a quel punto è becco e bastonato perché prende meno soldi, deve fare più ore e vive una situazione di grande difficoltà. Ecco, questo è un modo veramente insano, no? E sbagliato di gestire le criticità del servizio pubblico locale, no? In questo senso davvero purtroppo i diritti, no, di salute dei cittadini e delle cittadine di questa regione che sembravano essere qualcosa di garantito, no? Oggi davvero in tanti casi sono messi in discussione ed è davvero un grandissimo peccato su cui bisogna assolutamente intervenire presto. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo solo puntualizzare due cose. Per quello che riguarda la sanità pubblica, i medici di base, esiste anche alcuni casi, meno male, di medici che hanno il loro ambulatorio, dovrebbero fornire il servizio ai loro pazienti, ma con pretesto non esercitano, sono regolarmente titolari di quell'ambulatorio. Al posto c'è un medico giovane, volonteroso, che fa di tutto per entrare nel sistema regolare sanitario come medico di base e non lo può fare perché ci sono questi medici assenteisti che usufruiscono, a quanto sembra, di una situazione a loro favore e nello stesso tempo li allontana dall'esercizio dei loro doveri, secondo me. Questo è un caso in particolare che conosco personalmente. Volevo denunciare questi fatti qua. Secondariamente non riguarda la sanità, ma riguarda l'inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro. Per caso personale posso citare che ci sono casi in cui dei neolaureati, magari in materie non propriamente tecniche, umanistiche in questo caso, che non possono accedere al mondo del lavoro perché pur mandando c'è una richiesta in alcuni settori dove potrebbero anche coprire, ma gli viene chiesta una formazione tecnica specifica e anche le abilitazioni che sono dovute per legge. Io mi ricordavo che la Regione avrebbe dovuto dare la possibilità di questi corsi di formazione e anche forse delle abilitazioni. Personalmente noi come famiglia abbiamo dovuto sborsare più di 3.000 euro per formare il nostro figlio, per dargli la possibilità di accedere a questo e come conclusione dopo gli viene chiesto 2 mesi di stage per provare, testare la teoria
e a quanto sembra ci sono imprenditori che non vogliono minimamente considerare uno stage retribuito ma solo a titolo gratuito. E questo mi sembra che ci sia pure qua una legge regionale che in teoria dovrebbe contribuire a un supporto minimo mensile per questi ragazzi, cosa che io ho riscontrato l'imprenditore non vuole fare. Okay. Volevo denunciare queste due cose. Grazie signora anche per il tono molto pacato dell'intervento. Allora adesso abbiamo un po', come sempre, un altro ingorgo istituzionale, perché abbiamo la pubblicità, la risposta alla signora, ma poi vedo una scena di una tristezza abbastanza incredibile con il nostro Bernardo Gulotta, credo in zona, penso in zona Fiera o in zona via Rossetti, però adesso vedo che ecco, l'inquadratura è stabilizzata. Bernardo, come ci muoviamo? Mandiamo la pubblicità e ci sentiamo dopo, anche perché c'è un po' di sole, quindi dovresti aver meno freddo. Poi dicono che io non mi preoccupo dei colleghi. Va bene con la pubblicità, non capisco dove sta la tristezza dell'inquadratura, forse perché questo grigio alle mie spalle sto container rugginoso, no, ma siete là delle, ho capito dove, dell'ex caserma. Ex caserma di via Rossetti, sì. Mi pareva ci fosse un container, per quello mi sembrava triste. Allora ci sentiamo dopo la pubblicità, va bene? Ci sentiamo dopo allora. Ok, allora andiamo in pubblicità, poi la risposta di Morettuzzo e il collegamento con Bernardo Gulotta da via Rossetti. Uno può... Allora, rispondiamo, consigliere Morettuzzo, alla signora che, diciamo così, lamentava la mancanza di possibilità di formazione, soprattutto per laureati in di alcune materie, insomma. Sì, un passaggio breve anche sul medico. Sì, è vero, avevo detto anche sì. Aveva appunto posto quel tema. Lì è chiaro che, come dicevo, la questione dei medici di medicina generale, i medici di base, è una delle questioni centrali, delle criticità che oggi ci sono. Ed è chiaro che ci sono anche in quel settore persone che si fanno in quattro perché riescono davvero a dare un servizio straordinario, a tenere un rapporto personale con i propri pazienti, a riuscire a dare indicazioni migliori rispetto anche a tutte le visite che devono essere fatte, a prescrivere con appropriatezza, nel modo giusto, le visite che devono essere fatte, quindi senza intasare poi le strutture ospedaliere. Altri che magari lo fanno con meno attenzione, curando invece in modo diverso magari appunto degli interessi particolari. Questo io credo che si possa affrontare solo con un lavoro di rete, no? E quindi andando nella direzione di quelli che magari nella riforma precedente erano stati chiamati CAP, i centri di assistenza primaria, in questo caso appunto le case della comunità, ma insomma cercando di mettere assieme, no? Più competenze, più figure che siano in grado di dare un servizio. Non bisogna arrivare al punto in cui l'ambulatorio è chiuso e si mettono appunto dei tappi al sistema. Per quanto riguarda poi invece il tema dei giovani, è un'altra delle questioni colossali. Noi avevamo fatto una proposta anche nella passata campagna elettorale dicendo che sarebbe necessario un assessorato al futuro, no? Che sembra un'idea così un po' campata per aria, ma in realtà io credo che sottenda una questione fondamentale, cioè il fatto che i giovani devono essere coinvolti nelle scelte che li riguardano. E quindi il fatto che questa regione e questa città in particolare, Trieste, è una delle città col più alto tasso di emigrazione giovanile verso l'estero, che è una cosa drammatica perché noi abbiamo bisogno dell'entusiasmo, della vitalità, delle competenze che i nostri giovani e le nostre giovani hanno e quindi abbiamo bisogno sicuramente di fargli fare delle esperienze all'estero, ma poi di averli qui, no? Per le nostre aziende, per le nostre strutture pubbliche, insomma essere in grado di tenere la linfa vitale, no? Del nostro territorio e delle nostre comunità. Ma per capire come fare dobbiamo deciderlo con loro e quindi dobbiamo mettere in moto dei meccanismi anche di partecipazione dei giovani e delle giovani che ci diano le proposte e assieme pensiamo le soluzioni per farlo. Una di queste è sicuramente la formazione e quindi concordo, ci sono già degli strumenti, ma probabilmente non sono sufficienti, per accompagnare tutta la formazione specialistica delle persone che hanno un titolo di studio, magari una laurea, ma hanno bisogno ulteriormente di alcune
competenze per riuscire a intrecciarsi col mondo del lavoro, e dall'altro un rapporto con le aziende che riconosca i giusti stipendi, no? E i giusti salari alle persone, anche quelle giovani, perché è impensabile che ci siano appunto neoingegneri pagati 1.200-1.300 euro al mese, quando vanno all'estero vengono pagati insomma il doppio. Su questo noi dobbiamo assolutamente fare un ragionamento collettivo per riuscire a capire come affrontarlo. Ecco. Allora, possiamo adesso collegarci un attimo con Bernardo Gulotta, che nel frattempo si è spostato e credo che sia in zona Liceo Galilei, quella mi pare che sia via Mameli se non mi sbaglio, ma no? Non vedo più, non c'è il collegamento. Allora io volevo introdurre un'altra questione, eventualmente la questione che voi avete sollevato, che le opposizioni hanno sollevato ieri con una conferenza stampa che ha presentato tra l'altro anche una mozione sulla incompatibilità dell'assessore Bini. Sì, noi ieri abbiamo fatto una conferenza stampa con tutti i gruppi d'opposizione perché riteniamo che il conflitto di interessi che sta vivendo l'assessore Bini e che quindi interessa tutta l'amministrazione regionale debba essere affrontato in modo serio. Noi già nel maggio scorso, nel giugno scorso avevamo presentato delle interrogazioni, sia io che il collega Cosolini, chiedendo lumi su alcune cose, no? Il fatto ad esempio che l'assessore Bini fosse emerso come fosse un dirigente di Europromos SPA e quindi insomma avesse un ruolo, un incarico importante, poi sulla stampa è emerso anche che ha un compenso insomma di 31.000 euro lordi al mese per fare il dirigente di questa società, quindi evidentemente ha delle responsabilità importanti, e che poi questa società insomma avesse in qualche modo dei rapporti di servizi anche con l'ente regionale o enti regionali, no? In quel caso ci fu risposto che la società di cui Bini è socio di riferimento e dirigente non aveva erogava alcun servizio per la regione o per enti regionali e che eventualmente dei servizi erano erogati da Europromos Cooperativa, no? Che era un'altra società totalmente distinta che non aveva nulla a che fare con la SPA. Ecco, noi abbiamo fatto tutta una serie di ricerche, di atti pubblici che quindi chiunque può andare a vedere sui siti insomma, degli enti regionali, sul bilancio della società stessa che è pubblico, e abbiamo visto che queste due informazioni che c'erano state date non sono vere. Cioè non è vero che Europromos SPA, di cui Bini è azionista di riferimento e dirigente, non ha erogato servizi a enti regionali, perché abbiamo visto che ha lavorato per ARPA, ha lavorato per delle aziende sanitarie e quindi ha erogato dei servizi. E non è vero che diciamo, la società per azioni non ha rapporti significativi con il mondo delle cooperative che hanno lo stesso nome, sempre Europromos, insomma, per capirci, quella cooperativa che gestisce i servizi museali di Trieste, no? E che è stato oggetto anche di uno scandalo perché i dipendenti, insomma, in quel caso di quel bando erano pagati meno di 4 euro all'ora netti, no? E, insomma, è una cosa che è inaccettabile. Grazie alla mobilitazione che c'è stata poi quella paga oraria è stata leggermente aumentata. Noi abbiamo posto questa questione dicendo al Presidente Federica: verificate queste cose, noi le abbiamo verificate dai banchi dell'opposizione, riponiamo un tema. È normale che ci sia una situazione di questo tipo? Cioè che un assessore regionale che si occupa delle attività produttive abbia anche questo tipo di interessi all'interno di una società che eroga dei servizi in questo modo? Noi crediamo che deve essere approfondito e quindi abbiamo depositato una mozione chiedendo di fare una verifica. Non è una questione personale assolutamente, non è una questione legata al fatto che Bini sia un imprenditore, è assolutamente legittimo ed è bene insomma, che si impegni anche per la cosa pubblica, però insomma, questo tema del conflitto di interessi va sanato perché ne va della dignità del Consiglio regionale. Allora, sentiamo Bernardo Gulotta. Bernardo Gulotta credo che sia appunto in zona Liceo Galilei, no? Per farci vedere un po' meglio probabilmente il comprensorio del...
Prego, siamo Bernardo, in via sì. Mameli. Sì, Buongiorno sì. a tutti, buongiorno anche al consigliere Moretuzzo. Siamo in via Mameli perché ieri con le ultime riguardo a quella che sarà l'acquisto da parte della Regione e poi l'utilizzo a titolo di campus di tutta l'ex caserma, l'area dell'ex caserma di via Rossetti, si è riaperto il dibattito, si sono riaccesi i riflettori su questa zona che, come sentivo anche prima delle telefonate, dagli spunti che sono arrivati da casa, interessano come zona anche l'ex fiera, che è oggetto invece di un investimento privato. Al momento ancora in fase di avvio, in fase di decollo, dopo la prima parte di demolizioni. La ex caserma di via Rossetti, 15 milioni di euro più di fondi regionali più fondi EDR, si arriva a circa 17-18 milioni per l'acquisto di questa grande area da parte della Regione verso Cassa Depositi e Prestiti. Poi l'idea di creare qui il polo scolastico cittadino, non dico tutte ma buona parte delle scuole si trasferiranno nelle intenzioni pubbliche in questo sito, e quindi pro e contro di accentrare tutte le scuole in questa zona. I pro sono sicuramente il vantaggio di avere servizi, come diceva anche prima Paolo Menis, che possono essere condivisi, come la mensa, come gli spazi esterni sportivi, ludici e didattici. Poi ci sarà da concertare anche il traffico, la mobilità, i servizi di trasporto pubblico locale e tutto ciò che consegue proprio la vita del rione. Accentrare forse un termine che abbiamo già utilizzato, Umberto, anche prima, quando eravamo nella zona di Largo Città di Santos, perché lì vicino ci sono i 2 magazzini che, e qui Moretuzzo sicuramente avrà qualcosa da poter dire, che la Regione acquisterà per poi rendere quei 2 magazzini fulcro delle attività amministrative regionali. La prima a credere nel Portovecchio. La Regione, ha detto così il presidente Fedriga ancora a suo tempo, quando uscì proprio la notizia dell'acquisto dei 2 magazzini più vicini al Molo Quarto da parte dell'ente regionale, a titolo di incentivo, stimolo anche a privati che volessero un domani insediarsi in Portovecchio, a trovare già un tessuto di gente, un circolo che vuole innescare la regione di attività, come detto, produttive, commerciali nella zona dell'antico scalo. Invece qui è diversa la partita, qui si parla di un campus scolastico, quindi l'accentramento sì di scuole, ma a volte proprio a rendere questo un distretto di educazione cittadino che con la grande metratura che può godere questo luogo sarà sicuramente importante proprio per i tanti spazi e verosimilmente anche nuovi, perché ci sarà una massiccia riqualificazione che andrà ad alleggerire il peso di quei tanti edifici scolastici che oggi vivono di una storia gloriosa ma che è anche difficile da mantenere, edifici costruiti tanti anni fa che hanno problemi di certificazioni antincendio, antisismiche, vie di fuga e anche l'esigenza di ammodernare degli spazi proprio a fronte di nuove modalità di didattica. Più spunti, Umberto, per il consigliere Moretuzzo. Credo che sui 2 edifici del Portovecchio, i 2 magazzini del Portovecchio dove si vuole creare il punto amministrativo regionale, sicuramente avrà qualcosa da poter commentare. Per quanto riguarda invece il campus scolastico, proveremo a dare parole ai cittadini per capire, sperando di intercettare qualcuno che è della zona, come vedono come intenzioni, se di buon occhio oppure in maniera più pessimistica, proprio questo progetto. Allora, io direi, siccome c'è una telefonata in linea, prima di sentire la risposta di Moretuzzo, sentiamo chi è in linea, così non lo facciamo attendere ancora. Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno signora. Un bel sogno questo, Cioè, veramente, scusatemi, ma io credo che io non vedrò mai questa cosa realizzata. E non è che sono proprio vecchia, diciamo, ecco. Scusatemi, io in tutto questo vedo solo propaganda e non vedo nessuna cosa, perché prima di fare un progetto, cioè io sto qui a guardare un film praticamente, non vedo
come si dice, la luce nel tunnel, o forse è il treno che mi sta venendo addosso, non lo so. Io vedo tutto propaganda. Okay. E i conflitti di interesse, cavolo, abbiamo avuto Berlusconi noi come Presidente del Consiglio e parliamo di conflitti di interesse, ma dovrebbe essere nella Costituzione questa cosa, cioè voglio dire, di che cosa stiamo parlando? È un comitato d'affari la politica, togliendo fuori qualche soggetto ancora con un minimo di etica morale. La politica è solo un comitato d'affari, la sanità pubblica è un osso pieno di carne che tutti i cani lo vogliono mangiare, diciamolo, sarò cruda ma è quello che penso proprio. Io stimo molto il vostro ospite, lo voglio dire perché è giusto che io sia obiettiva. Vi saluto, okay. Grazie del bel sogno. Grazie signora. Allora, facciamo vedere soltanto, poi dopo do la parola a Moretuzzo, queste immagini che si riferiscono all'incidente che è avvenuto ieri sera lungo la 28 in direzione di Conegliano. 5 sono le persone che sono rimaste coinvolte nello scontro, come vi dicevamo, 4 delle quali poi sono uscite autonomamente dai rispettivi veicoli. Ce ne sono 2 di immagini. Figuriamoci se io sono in grado, no, questa è quell'altra, quindi sono stato abbastanza bravo, laddove invece purtroppo c'è stato anche un altro incidente questa mattina, no, sempre questa notte, poco dopo la mezzanotte, sempre in autostrada, e lì purtroppo ci sono stati 2 persone decedute. Allora, prego Moretuzzo, parliamo del suggerimento. No, rispondiamo anche un attimo alla signora, poi affrontiamo il suggerimento di Gulotta. Sì. Beh, innanzitutto ringrazio la signora Silvia per la stima, insomma spero di meritarla. Spero anche che la politica sia in grado di riuscire prima o poi a invertire, no, questa tendenza e anche a dare dimostrazione del fatto che ci sono tante donne e uomini che prestano la loro opera all'interno delle istituzioni comunali, ma anche regionali e statali, con passione, con dedizione, senza interessi personali, anzi rimettendoci a volte, e questo vale soprattutto per tanti amministratori locali perché rischiano rischiano ogni giorno la fedina penale per qualcosa che può succedere, quindi anche al di là delle loro responsabilità, no? E quindi credo che questo vada riconosciuto, dobbiamo lavorare tutti assieme per far sì che sia questa la classe dirigente che gestirà il futuro delle nostre comunità e dei nostri territori. Ecco, su questo spero davvero di poter dare il mio contributo e tanti sicuramente stanno lavorando in questa direzione. Per quanto riguarda poi tutto il tema posto anche da Bernardo Gullotta, che saluto insomma, con cordialità, io credo che ci sia un problema oggi, cioè il fatto che ci sono tanti soldi a disposizione in questa regione e che vengono gestiti senza un'idea complessiva di futuro, no? Questo vale sicuramente per, a mio modo di vedere, i 2 magazzini di Portovecchio. Noi l'abbiamo discusso più volte in aula, no? Guardate, su quella partita lì la regione ha messo già oggi circa 170 milioni di euro. 170 milioni di euro sono una cifra colossale. E cosa abbiamo in mano oggi per 170 milioni di euro? Di fatto la realizzazione di 2 edifici che dovrebbero ospitare i dipendenti regionali. Cioè non facciamo un investimento di, ripeto, 170 milioni di euro con un'idea di sviluppo industriale, artigianale, di innovazione tecnologica, di un'area fondamentale non solo per la città di Trieste ma per tutta la regione. No, lo facciamo per insediare 2 edifici per ospitare i dipendenti regionali, con lo svuotamento di diversi edifici che sono posti nel centro della città, che rimarranno vuoti, secondo le diciture della Giunta dovrebbero andare insomma, comunque venduti all'interno del mercato immobiliare, che a me non sembra così vigoroso oggi per dire no, di avere investitori privati che prendono in mano quel tipo di realtà, e quindi un accentramento, usiamo questo termine, no? In una realtà come quella di Portovecchio, che a mio modo di vedere dovrebbe avere altre destinazioni d'uso, e lo svuotamento di posti all'interno della città che già vive una situazione per cui guardate, gli immobili dei centri storici di Trieste, ma vale per tante parti della regione,
sono vuoti al 40%. Cioè noi abbiamo realtà oggi in cui continuiamo magari a usare terreno agricolo, altro per costruire capannoni, immobili, case, e abbiamo il 40% degli immobili inutilizzati all'interno delle nostre città. Con queste operazioni anche a Trieste vedremo vuoti ancora altri immobili. Sulla questione del polo scolastico io credo che valga una considerazione simile. Ci sono tutta una serie di criticità, io credo che appunto sono già state discusse anche stamattina rispetto al tema della viabilità, del traffico, di quello che può comportare in quel contesto un tipo di accentramento. Però, ripeto anche qui, e le scuole che vengono svuotate, cioè, cosa succederà di quegli edifici? No? Io credo che debba essere fatto un ragionamento complessivo che a Trieste oggi manca e drammaticamente credo stia mancando anche in Regione. Per quanto c'è un altro problema, adesso io non vorrei lanciarlo proprio alla fine perché oggi non ne abbiamo parlato, quindi poi è colpa mia se si tocca l'argomento, ma comunque pazienza. Cabino via. C'è la Massolino che combatte molto, eccetera. Confesso la verità, il progetto, l'idea, insomma le polemiche sono arrivate anche in Consiglio regionale? Questo perché io ho seguito meno degli altri miei colleghi la questione, se devo essere sincero. Allora, io già nella passata legislatura avevo sollevato diversi dubbi, no, su questo tema, quando parlavamo dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quando c'era anche tutto questo grande dibattito su come le risorse, no, che avrebbero dovuto interessare anche la nostra regione dovevano essere discusse in modo collettivo, interrogando i vari soggetti, insomma, i portatori di interesse. No? E quando è emersa, insomma, per la prima volta questa idea, noi da subito ponemmo tutta una serie di dubbi. No? È davvero questo lo strumento della mobilità sostenibile per Trieste? No? E soprattutto tutti quei soldi sono proprio necessari, cioè dobbiamo proprio metterli lì? È il modo migliore di utilizzare, ad oggi, non so, mi sembra siamo arrivati vicino, siamo tra i 60 e 70 milioni insomma, no? Di euro per quel tipo di progetto. E non abbiamo mai avuto, a mio modo di vedere, delle risposte convincenti. Oggi questa battaglia chiaramente è esplosa perché tantissime persone si stanno occupando giustamente di questo tema, perché la democrazia è quella cosa lì, no? O c'è la partecipazione di chi è interessato, di chi vive all'interno delle comunità dei territori, oppure rischiamo di ricondurre tutto a un comitato d'affari, come ha detto l'ascoltatrice prima. Giulia Massolino sta facendo un lavoro molto importante assieme a tanti altri, a tante altri su questo tema, con studio e con passione, che è una delle cose che io credo importanti, no? Perché anche il comitato Nuovo Via, che ha presentato i vari ricorsi, che si è mobilitato, ha prodotto una serie di documenti e di studi coinvolgendo delle persone assolutamente autorevoli, no? Competenti, impegnate su questo tema, che deve essere ascoltato a mio modo di vedere. Purtroppo dobbiamo ancora capire come andrà a finire questa vicenda, no? Ed è la classica situazione in cui un errore iniziale, a mio modo di vedere, io continuo a reputarlo così, ha impegnato tante risorse e oggi bisogna capire quanto questo iter amministrativo, no? Pur davanti a delle evidenze, no? Di natura ambientale, di natura logistica, di natura anche amministrativa, possa essere appunto fermato. Io spero che sia ancora possibile. Purtroppo è uno degli errori storici che sono stati fatti in questi anni. Ecco, e anche qui vediamo appunto questo progetto che va avanti e il tram di Opcina che è ancora fermo. No? Questi sono i paradossi del mondo che viviamo. Tornando al discorso sul Porto Vecchio, c'è stata, abbiamo intervistato la scorsa settimana il presidente della Confcommercio Antonio Paoletti, il quale ha detto una frase abbastanza, insomma, che può dare spunto per riflessioni ulteriori. Diceva Paoletti, il Porto Vecchio non deve diventare Trieste bis, deve diventare deve essere la Trieste del futuro, non una fotocopia, diciamo così, dell'esistente, eccetera. Tendenzialmente la trova d'accordo questa, poi dopo bisogna anche mettersi d'accordo mi rendo anche conto, insomma. Però è uno spunto che, ripeto, io non avevo sentito, ecco, fino ad ora. No, io sono d'accordo con questa affermazione, mi convince ancora di più appunto rispetto alla contrarietà all'insediamento
degli edifici per i dipendenti regionali, no? Perché oggi appunto Trieste è una città in cui il tema dei servizi e del terziario è fondamentale, no? E anche di strutture pubbliche come quella regionale. Portare una parte significativa lì vuol dire appunto duplicare qualcosa di esistente. Io credo invece che quell'area dovrebbe essere appunto oggetto di un grande progetto che ha a che fare col futuro della città, nel senso che dobbiamo capire anche che tipo di settori vanno sviluppati, no? Ad esempio il tema industriale artigianale, chiaramente visto in modo diverso rispetto al Novecento, quindi con una grande attenzione ai temi dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale, no? Della transizione, della conversione ecologica ed energetica, è un tema centrale. Quell'area, io credo, dovrebbe avere un grandissimo ruolo anche in questo senso. Noi non possiamo immaginare di costruire il futuro di Trieste, ma in realtà di tutta la regione, senza avere in testa qual è la politica industriale e produttiva che vogliamo avere, insomma, per il nostro futuro, no? Stiamo perdendo pezzi continuamente, la situazione di Varzila, ma tanti altri pezzi che stiamo progressivamente perdendo, ci sembrano quasi ineluttabilmente portare verso un futuro fatto solo di servizi e turismo. È proprio quello che vogliamo, cioè il futuro sono le grandi navi, il futuro sono le crociere, è quello lì l'unico spazio di azione che abbiamo in mente per Trieste e per la regione? Io credo di no, e credo che Porto Vecchio in questo davvero potrebbe dare una grandissima spinta per immaginare appunto un futuro diverso e l'insediamento in quella realtà di soggetti anche internazionali, no? Produttivi, che potrebbero davvero cambiare volto al futuro della nostra regione. Caso Varzila, così chiudiamo con l'argomento con il quale abbiamo iniziato questa puntata. Lì c'è anche la protervia di una proprietà che veramente si è comportata in maniera rapace nei confronti del paese a questo punto. Sì, beh, innanzitutto è doveroso esprimere la solidarietà a tutti i lavoratori e lavoratrici della Varzila e la vicinanza di tutte le istituzioni, io credo anche di tutte le forze politiche, a loro che stanno vivendo in particolare questa situazione. E poi è vero, c'è questo tema della grande industria che è velocissima, no? Quando si tratta di portare a casa incentivi pubblici per decenni, risorse importantissime, facendo promesse, no? Che poi purtroppo rimangono solo sulla carta, e quindi io credo che una condanna dell'atteggiamento dell'azienda sia dovuta, e io credo però anche in questo momento, come hanno dichiarato bene ieri sia Giulia Massolino che Riccardo Laterza, adesso Trieste, sia indispensabile avere in mente qual è il ruolo del pubblico in quella realtà. Cioè io credo che oggi in alcuni settori chiave le istituzioni pubbliche debbano riprendersi un ruolo. Non possiamo immaginare di lasciare alle regole del mercato e del capitalismo privato alcune questioni strategiche chiave che poi determinano queste situazioni, no? In questo senso credo che non si possa più perdere tempo, si debba affrontare la situazione e lo Stato, le istituzioni pubbliche debbano avere in testa chiaramente qual è il ruolo che vogliono giocare. Anche eventualmente riproponendo il modello ILVA, lì è un discorso diverso, mi rendo anche conto. Speriamo proprio di no, perché purtroppo il modello ILVA no, si sta verificando. Ma io credo che debba essere trovata una formula, però dobbiamo uscire dal tabù per cui no, lo Stato si chiama fuori da alcune partite strategiche. Ecco, io credo che oggi il pubblico, diciamo la crisi della globalizzazione neoliberista, così come la stiamo vedendo, ci dice che non possiamo chiamarci fuori da alcune questioni strategiche. Ecco, quella è uno di quei casi in cui l'inversione di tendenza deve essere possibile, ed è dimostrato come in realtà in molti casi si riesca anche a decostruire, no? Lo stereotipo per cui no, la gestione pubblica poi alla fine è tutto un magna magna, no? Il caso dell'autorità portuale di Trieste ci dice che se ci sono dei bravi manager, delle persone competenti e delle strutture sane, si può davvero cambiare il volto di una città, di una regione. C'è una telefonata, abbiamo un minuto, io chiedo a chi è in linea magari di essere il più rapido possibile, se no altrimenti non ce la facciamo proprio. Prego. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Rapido, deve essere proprio rapidissimo. Sono pienamente d'accordo con il vostro ospite che è totalmente inutile questo trasloco
degli uffici regionali in porto ci sarebbero ben altre cose da fare. Poi mi chiedevo dove è finito un piano che si chiamava Trieste Futura, sviluppato da un architetto spagnolo che aveva operato a Barcellona facendo cose veramente interessanti, e quindi come mai non si può rispolverare quel piano che prevedeva veramente cose interessanti. Ok, grazie, purtroppo non... Chiudo con una battuta, potremmo chiedere all'assessore Scocimaro se vuole fare un sondaggio anche su Trieste Futura, così la risolviamo. Ok, grazie al consigliere regionale e capogruppo del Patto per l'Autonomia Massimo Morettuzzo, buona giornata e buon lavoro, grazie ai telespettatori che hanno telefonato e scritto. Ci vediamo con Sveglia Trieste domani, vi ricordo alle 18 l'appuntamento con Trieste in diretta, alle 21, poco dopo le 21 l'appuntamento con Ring e i telegiornali alle 13:20 e alle 19:30. È tutto, buona giornata, a più tardi.